Una buona giornata a tutti da parte mia, buongiorno e bentrovati con Sveglia Trieste, mercoledì 21 di gennaio sono le 7, per la prima ora staremo in compagnia con la rassegna stampa e la lettura del quotidiano Il Piccolo, daremo uno sguardo anche alle prime pagine nazionali e poi ritorneremo sull'ambito locale con approfondimenti sia dal quotidiano Il Piccolo che attraverso l'informazione dei servizi di Tele4. Andiamo subito ad anticipare gli ospiti che poi saranno con noi questa mattina. A partire dalle 8 e fino alle 9 la consigliera del Movimento 5 Stelle a Trieste Alessandra Ricchetti, a seguire dalle 9 alle 10 il capogruppo della Lega, sempre a Trieste, Stefano Bernobic. Andiamo con ordine attraverso il sito dell'ARPA per la lettura della situazione generale meteorologica. Un anticiclone con i massimi posizionati sui Balcani favorisce l'afflusso di correnti molto secche e stabili a tutte le quote. Da giovedì l'avvicinamento di una depressione atlantica determinerà il ritorno di correnti sud-occidentali più umide. Le previsioni per oggi, mercoledì 21 gennaio, cielo in prevalenza sereno, sulla costa e in serata sarà possibile un aumento della nuvolosità. A Trieste nella notte fino al mattino soffierà bora moderata o borino, con anche la possibilità di gelate notturne. Le temperature minime vanno sotto lo zero e toccano i -1 gradi, le massime tra i 7 e i 9 gradi centigradi. Come vedete anche dal sito, regione soleggiata in tutte le sue province. Per domani, giovedì 22, cielo in prevalenza poco nuvoloso, maggiore nuvolosità verso la costa e meno nubi sulle Alpi. Per domani le temperature minime tra gli 0 e i 3 gradi, le massime 6-8 gradi centigradi. Lo sguardo settimanale però ci porta a una condizione di nuvolosità estesa a partire da venerdì 23, con precipitazioni invece previste nella giornata di sabato 24, dove sulle zone montane potrà anche nevicare, una quota neve tra i 1000 e i 1200 metri, sulla costa verso sera potrà soffiare bora moderata, ma come dico spesso è presto per spingerci fino a sabato, dove il quadro potrà comunque eventualmente e ulteriormente cambiare. Per adesso ci si concentra sulla giornata di oggi e le previsioni per domani. Cominciamo con la lettura della prima pagina del Piccolo, che quest'oggi apre con Cattinara, nel cantiere della grande incompiuta, così scrive il giornale. Lavori fermi da mesi, non si sa se ripartiranno. Pesano le incognite sul gruppo Rizzani ed Ecker. Viaggio tra fondamenta e pilastri della terza torre dell'ospedale del Nuovo Burlo, opera da 220 milioni che spaventa la sanità del Friuli Venezia Giulia. Qui una miniatura della foto proprio del cantiere di Cattinara. Parti a Trieste, origine straniera, per un neonato ogni 4. La società che cambia, pagina 19, infatti ci sono tutti i richiami anche alla natalità che vedremo tra poco. La foto invece ci mostra l'aurora polare sul Carso, che sbalordisce gli scienziati, la luminosità nel cielo del Friuli Venezia Giulia in questa foto, immortalata ieri notte da Basovizza, con uno scorcio anche raro da vedere in questa zona del mondo. L'aurora che è polare, che solitamente vista a diverse latitudini, ha avuto questo colpo d'occhio che non è passato inosservato ai più. Sono state molte le foto. La scorsa notte l'eccezionale fenomeno atmosferico, spettacolo incredibile e raro a questa latitudine. Leggiamo infatti da quelle che sono le parole poi degli esperti. Nel taglio alto lo sport, Triestina Tesserre, esonero in stallo. Parla il grande ex alabardato Denis Godeas, un caso grave e ridicolo, ha detto il bomber alabardato. Basket Champions, alle Canarie, Trieste piazza il colpaccio e termina 71-77, una vittoria in trasferta molto importante per la squadra di coach Gonzalez. Altre notizie. Dopo il PNRR la ripresa passa attraverso il piano casa, lo studio dei costruttori tra politica ed economia. In retroscena il dilemma Vannacci agita Meloni, così riporta Carlo Bertini a pagina 6
sul tema politico. Torniamo a Trieste, l'assessore Bertoli e i voti sull'Ovovia, risulta assente altre 2 volte. Ci sono 2 precedenti nelle assenze dell'assessore Bertoli alle votazioni di giunta sul progetto della cabinovia. La sua replica può capitare, poi vedremo a pagina 20 cosa riportano nell'articolo. Un 20enne si presenta in tribunale con il coltello, fermato e denunciato. Un giovane è stato fermato e denunciato dopo essersi presentato nel Palazzo di Giustizia con un serramanico di 24 centimetri in tasca. Il QR code di Carnevale è una petizione per abolirlo a Muggia, le novità e le divisioni fa discutere. La novità del Carnevale di Muggia con ticket d'ingresso e QR code obbligatorio. E quindi vedremo nella pagina dedicata come si stanno muovendo le persone che hanno già da subito manifestato contrarietà a questa iniziativa comunale. La Gioconda e il colesterolo alto, riporta Zeno Saracino, lo studio dell'Università di Trieste. Nane giganti, gobbi obesi, madonne con bambini affetti da sindrome di Down e giovani sfigurati dalla sifilide. Vuole indagare difetti fisici e sorprendenti tare genetiche presenti nei quadri della storia dell'arte che il pubblico ritiene stereotipicamente belli. Il progetto Arte e Genetica, la diversità come unicità dell'Università di Trieste. L'articolo poi alle pagine 28 e 29 del quotidiano. Questa è la prima pagina del Piccolo, ora andremo a dare un'occhiata invece alle pagine delle prime pagine dei quotidiani nazionali. Partiamo con il Corriere della Sera. Trump Europa, scontro totale, Donald attacca Macron, dazi del 200% su vino e champagne, la replica bullismo, ci vuole Vassalli, clima teso a Davos, von der Leyen un errore, nuove tariffe, risposta ferma e unitaria. Il leader americano mostra le foto degli arrestati in Minnesota. Si allarga il fossatro tra Europa e Stati Uniti, Trump dazi del 200% su vino e champagne, Macron ci vuole Vassalli. Qui la foto dei due, Donald Trump sulla sinistra, Emmanuel Macron, che vedremo anche nelle altre prime pagine, invece nell'altra foto a destra con gli occhiali scuri. Board di Gaza, Roma non firma, la scelta di Meloni, l'Italia verso il no per il board di Gaza, lo scudo nell'articolo 11 della Costituzione. Borse in calo, così la crisi scuote i mercati, continua a pesare sui mercati la minaccia di Trump di introdurre nuovi dazi, la lite tra i ministri. E andiamo alla politica interna. Slitta la nomina del leghista Freni alla Consob, la tensione con Forza Italia, il centrodestra litiga sulla scelta del nuovo presidente della Consob, slitta così la nomina del leghista Federico Freni per il sottosegretario all'economia e deputato della Lega. Sembrava cosa fatta, poi Forza Italia si è messa di traverso. Bologna, il TAR ferma i 30 all'ora, Salvini applaude, il sindaco avanti, ricorso dei tassisti. E poi la cronaca, Federica martoriata, è stata colpita 23 volte, il marito indagato per femminicidio della donna ritrovata poi sotterrata. L'indagato è proprio il marito. Crescita, giovani, la politica non sia miope, la scossa di Banca Italia. Infine la partita dell'eredità tra case, barche e un patrimonio d'arte, il testamento di Valentino, pensava al lavoro, sarà sempre con me, dice Giammetti proprio a Valentino, il compagno e socio di una vita con il contesto della moda e il grande prestigio che ha conquistato Valentino a livello internazionale. Inter e Napoli male in Champions, oggi Juve e Atalanta in campo. Andiamo alla Repubblica, che rimane su temi di questa natura, ovvero la tensione tra Stati Uniti e Europa, in particolare tra Donald Trump e Emmanuel Macron. A Davos il leader francese chiede all'Unione Europea di reagire, basta bullismo, vuole un'Europa vassalla. Macron dice fermare Trump, show del presidente americano tra Photoshock e guerra allo champagne, molti no al Consiglio per Gaza. Rose rosse, l'omaggio di Roma invece alla proprio la figura di Valentino, lui e Armani, fiaba contro società. Parigi-Washington, relazioni pericolose, Consob e sicurezza, liti nel governo tra Lega e Forza Italia. Treni in Spagna, altro incidente, muore un macchinista, il caso all'estero.
come riporta Benedetta Perilli. Brignone torna e stupisce, sesto posto, è stata dura, Cortina sarò davvero io, così Federica Brignone è arrivata sesta nel gigante di Plan de Corones, che è pronta adesso alla sfida di Milano Cortina nelle Olimpiadi invernali che cominceranno tra pochi giorni. Sport, Inter KO con l'Arsenal, pari Napoli, ora rischia con le squadre poi di le altre squadre che oggi Napoli e Juve saranno in campo. Andiamo poi alla stampa, l'Unione Europea si ribella a Trump, Macron ci vuole vassalli, altro titolo ripreso in maniera molto simile alle testate che abbiamo già letto. Von der Leyen dice uniti sulla Groenlandia, Strasburgo congela l'accordo sui dazi, perché ora l'Europa può alzare il tiro, secondo Nathalie Tocci. Donald, Joker del caos, e il Batman che non c'è, il boomerang tariffe che aiuta Bruxelles, così l'analisi della stampa. Per i servizi sociali Atif si vantava solo, non era pericoloso, così l'inchiesta alla Spezia, il confine invisibile della violenza nel dibattito tra le comunità, e poi dagli orsi ai coltelli la fabbrica dei reati, i decreti sicurezza nel dettaglio nell'articolo della stampa. Gubetti intellettuale, intransigente, Patuelli il rigore, metodo di libertà, un secolo dalla scomparsa nelle pagine interne alla stampa. I giovani mai così soli. Intervista a Vecchioni, così come lo vedete in foto, il dolore per il figlio morto e la depressione dei ragazzi fragili. Ancora sport, al mio posto le Olimpiadi perché suo padre è il coach, lo sfogo di Romei, azzurra di curling, e poi sci, sesta in gigante verso i giochi, il rientro di Super Brignone, esalta Sinner chiamandolo un fenomeno. Andiamo a Libero. Le Grand Fanfaron, così lo show del galletto a Davos con occhiali da Top Gun, il presidente minaccia ritorsioni per fermare gli Stati Uniti in Groenlandia, non saremo vassalli ma è l'ennesimo bluff, riporta Libero. Trump parla per l'America, per l'Unione Europea chi c'è? L'editoriale è di Mario Secchi, la sentenza no alle città a 30 km/h, lampi di buonsenso sulle auto, il TAR boccia i nuovi limiti a Bologna ma il sindaco Lepore insiste e sfida i giudici, anche forte dei risultati positivi della riduzione significativa degli incidenti stradali in centro. La tesi di sinistra bisogna votare no, anche se piace il sì. Questo è il primo articolo a pagina 6 che si occupa del referendum della giustizia, il secondo si intitola Il Dem Ceccanti, nel Partito Democratico c'è chi vuole perdere. Ricordo invece di Bertini come andò davvero tra me, Valentino e le sue mutande, lo scrive Gabriele Albertini stesso. All'interno di pagina 19, l'intervista a Rino Barillari, io e Depardieu dopo quella rissa e pace all'Harris Bar, come riporta Leonardo Iannacci. All'estero sono stupiti, la Venezia rompe il silenzio e bacchetta i sindacalisti. Andiamo al Sole 24 Ore, vendite sugli Stati Uniti, giù dollaro e borse. Mercati e geopolitica, listini ancora pesanti, ma Trump rivendica con una crescita del 5%, il dollaro arretra e l'euro torna sopra 1,17, bond americani, rendimenti al top da agosto. A Wall Street, Standard & Poor's 500 azzera i guadagni registrati da inizio anno. Gaza e Groenlandia, Macron lancia la sfida al presidente americano, in foto vediamo tanto Emmanuel Macron quanto Ursula von der Leyen e Sergei Lavrov, con le relazioni internazionali improntate alla legge del più forte, cancellare le regole dell'ordine occidentale, ha detto proprio Lavrov, intervistato a riguardo. Edilizia, il paracadute del PNRR limita all'1,1% la flessione nel 2025, bonus mobili, sconto fiscale pieno anche per le seconde case. Andiamo a chiudere la rassegna nazionale con la Gazzetta dello Sport. Inter non basta, Champions, l'Arsenal ne segna 3 per gli ottavi, è dura, Chivu alla terza sconfitta di fila si giocherà tutto a Dortmund, loro sono stati migliori, siamo pronti a fare gli spareggi, ha detto l'allenatore dell'Inter. Napoli a rischio, Conte che male, così dice Conte, subito sotto leggiamo Fede fa impazzire anche Sinner con la Brignone sesta, esalta il tennista azzurro. Ildiz serve l'anti-Mu, Stadium ore 21, la Juve col Benfica cerca lo scatto per brindare
i playoff. Il sogno Atalanta, le magnifiche 8 alle ore 21, l'Athletic a Bergamo, l'altra sfida in Europa che vede la Dea impegnata proprio contro l'Athletic. Andiamo poi alla chiusura della Gazzetta, i nostri gioielli, scrive Luigi Garlando, parlando degli atleti della nazionale italiana pronti alle Olimpiadi Milano Cortina, che si svolgeranno tra pochi giorni, qualche settimana, e sarà possibile dare il via proprio ai Giochi Olimpici invernali. Torniamo all'interno del piccolo per andare però direttamente alle pagine della cronaca locale. Andiamo a quelle che sono le notizie sulla natalità. Un neonato su 4 è di origine straniera, difficile comunicare. Nel 2025 confermato negli ultimi anni. Laura Travan, direttrice della terapia intensiva neonatale del Burlo, spesso i genitori non sanno l'italiano ed è decisivo il ruolo dei mediatori culturali. Le nazionalità più ricorrenti, quella kosovara, romena, bengalese, serba e albanese. A Trieste è di origine straniera un neonato su 4, il 24%, incidenza che sale ulteriormente leggendo i numeri del reparto neonatologia e terapia intensiva neonatale, così chiamato TIN, dove i medi e neonati non italiani rappresentano il 30% dei ricoverati. Tra le nazionalità più ricorrenti spicca quella kosovara, seguita da quella romena, bengalese e serba. Ecco la fotografia del trend demografico triestino, delineata dai numeri del punto nascita del Burlo, andamento in cui risalta la percentuale significativa di neonati di origine straniera. Nel 2025 340, il 24% sul totale di 1411, incidenza sostanzialmente stabile rispetto a quella dell'anno 2024, quando sul totale di 1441 neonati, quelli di origine straniera erano stati 365, il 25%. E sempre il 25% era stato il dato medio dell'incidenza dei neonati stranieri sul totale anche nel triennio 2021-2023. Nel 2025 le nazionalità prevalenti sono state le seguenti: kosovara 18,4%, romena 13,4%, Bangladesh 8,2%, serba 7,2%, albanese 4,6%, pakistana 3,6%, turca 2,6%, India e Senegal 2,3%, Ucraina 1,97%, croata 1,6%. Queste le percentuali che poi rivediamo anche in questo schema, attività del punto nascita di Trieste, con tanto di bandiera accanto, e la percentuale di nazionalità prevalente sulle nascite al Burlo nel totale dei nati nel 2025, che sono stati 1411, leggero calo rispetto ai 1441 del 2024, con però una percentuale di stranieri che rimane sostanzialmente uguale agli anni precedenti, ovvero un quarto dei nati stranieri. In 12 mesi 1390 parti, di cui 23 gemellari, questi i numeri che vengono poi riportati a corredo. Così l'intelligenza artificiale aiuta a curare i piccoli pazienti, l'assistenza avanzata. Tra le opportunità offerte dal progresso tecnologico è già in uso. Ci sono nuovi sistemi di monitoraggio di livelli di saturazione. Intanto si rafforza la collaborazione internazionale con la OMS e l'UNICEF. Cambiamo argomento, i voti sulla cabinovia. Bertoli era assente altre 2 volte. Può succedere, ha detto l'assessore al bilancio e alla delega al Porto Vecchio. L'assessore rivendica la presenza nell'ultima riunione online. Alla votazione di novembre mancavano anche altri colleghi. Il caso della delibera sui ricorsi al TAR. Ci sono 2 precedenti nelle assenze dell'assessore Bertoli alle votazioni di giunta sul progetto della cabinovia. La prima risale al 15 dicembre 2022. Quel giorno la giunta era chiamata a votare la delibera che di fatto autorizzava ad indire la gara per l'affidamento del progetto definitivo esecutivo e dei lavori. Quella che poi ha consentito di sottoscrivere il contratto con Leitner. Secondo precedente è datato 20 novembre 2024, in quella seduta veniva licenziata la delibera che ha approvato la valutazione ambientale strategica, la VAS, 2 episodi che vanno ad aggiungersi a questo punto alla sua mancata presenza, stando al verbale firmato dal segretario regionale Giampaolo Giunta, il segretario generale Giampaolo Giunta, all'intera fase della votazione alla più recente seduta della Giunta stessa, quella che all'ordine del giorno vedeva l'approvazione delle delibere
che definivano di presentare ricorso in appello al Consiglio di Stato contro le sentenze del TAR in merito alla cabinovia, le sentenze del TAR che hanno per il fronte comunale proprio bocciato la procedura di VAS. Fino a prova contraria è la parola del segretario generale, il notaio della Giunta, a fare fede con le sue, la sua verbalizzazione della presenza e dell'assenza delle componenti della squadra del sindaco. Un indizio è un indizio, 2 indizi sono una coincidenza, ma 3 indizi fanno una prova, sosteneva Agatha Christie, riporta la collega Laura Tonano nel suo articolo, e forse serve mettere insieme questi 3 passaggi per comprendere il rapporto tra l'assessore al bilancio e il progetto della cabinovia, che lui non ha mai nascosto pubblicamente di sostenere. Il suo voto però non compare quando la Giunta è stata chiamata a votare atti cardine dell'intricato percorso propedeutico alla realizzazione di quell'opera tanto divisiva. L'assessore si è collegato 1 minuto e 33 secondi di ritardo, quindi a quel punto c'era l'iter di voto, era già iniziato e questo non gli avrebbe consentito di votare come tutti gli altri. Io ero presente, tutto il resto è ridicolo, ribadisce il diretto interessato. Ci spostiamo ora con il collegamento della sala operativa della Polizia Locale. È in linea con noi il commissario Fulvio De Grassi per darci uno spaccato rispetto alla notte appena trascorsa e alla giornata che si va a presentare. Buongiorno commissario. Che non sento e che quindi servirà probabilmente risentire o sistemare come collegamento telefonico. Continuo a non avere ritorno e quindi procediamo con il quotidiano, sentiremo tra poco il commissario De Grassi. Davanti all'ospedale Maggiore sventola la bandiera del Friuli e questo è un articolo che riprende una segnalazione che già da diversi mesi, proprio qui a Sveglia Trieste, alcuni telespettatori, uno in particolare, ha sollevato più e più volte, senza però avere avuto la possibilità di ricevere risposta. Su un pennone assieme al tricolore al vessillo europeo spunta la bandiera del Friuli. Il motivo dello sbandieramento anomalo resta misterioso. Dalla SUGI, nonostante le ripetute richieste e sollecitazioni, non è arrivata nessuna motivazione plausibile sull'esposizione al vento dell'aquila friulana, un vero mistero. La bandiera del Friuli è la bandiera usata come simbolo identitario della patria del Friuli, la cui festa si celebra il 3 aprile, è ispirata al vessillo del Principato Patriarcale di Aquileia, il quale è una delle bandiere più antiche d'Europa, 1334. L'esemplare più celebre e antico del vessillo patriarcale è esposto nel Museo del Duomo di Udine. Si tratta di un drappo quadrangolare di seta, color grigio-azzurro, al cui centro è disposta un'aquila con il capo rivolto a sinistra, il corpo, le zampe e le ali sono di color giallo e gli artigli di color rosso. Il vessillo faceva parte del corredo funerario del patriarca Bertrando di Saint-Genis, rimasto sulla cattedra di Aquileia dal 1334 al 1350 e barbaramente ucciso da una congiura di nobili friulani. In verità il simbolo dell'aquila caratterizzava lo stato patriarcale friulano ben prima del patriarcando. I ritrovamenti numismatici collocano l'adozione dell'aquila patriarcale agli inizi del 1200, quando regnava il patriarca Volchero di Erla, dal 1204 al 1218. La bandiera del Friuli viene spesso confusa con quella della regione autonoma Friuli Venezia Giulia, istituita nel 1963. E potrebbe essere questo l'errore commesso, magari in fase d'acquisto, da chi ha issato il vessillo al Maggiore di Trieste. Quindi potrebbe trattarsi semplicemente di un caso di distrazione. Proviamo nuovamente il collegamento con il commissario della Polizia Locale Fulvio De Grassi per le notizie di giornata. Buongiorno, ora dovremo sentirci. Buongiorno a tutti, ben alzati. Mi sentite? Sì, la sentiamo. Buongiorno Bene, commissario, intanto, buongiorno De Grassi. Buongiorno Giuliotto, intanto devo scusarmi per ieri, penso è andato a voto il collegamento dell'ora di pranzo, avevamo dei lavori di sostituzione di un gruppo di continuità qui in caserma e purtroppo sono caduti anche i telefoni, eravamo tutto il pomeriggio in una situazione di emergenza, perciò ce ne scusiamo con voi e soprattutto con tutti i cittadini che hanno provato a raggiungerci. Abbiamo comunque una linea dedicata, però purtroppo in quel momento funzionava tutto il pomeriggio solamente un telefono e dopo l'orario del telegiornale.
Parlando della giornata di ieri, di cui non avete probabilmente saputo niente, dopo un certo punto c'è stato abbastanza a livello di sinistri stradali 3 incidenti con feriti in Rotonda del Boschetto, in Fizi Machiavelli ginnastica, 3 incidenti solo danni, perciò 6 incidenti stradali in tutto. Non sono pochi, rilevati questi da noi. Per quanto riguarda la giornata odierna, non abbiamo particolari segnalazioni da dare. La nottata è stata anche in questo caso tranquilla, fortunatamente nessun incidente rilevato, solamente interventi di controlli vari delle pattuglie notturne. Ricordo di stare attenti sempre ai cantieri con segnaletica temporanea, controllare gli orari, i giorni, eventuali ordinanze per non incorrere in sanzioni, soprattutto in rimozioni. Dovrebbe essere ancora attivo il cantiere di San Giusto, perciò attenzione che da Piazza Cattedrale non si scende verso via Bramante, abbiamo bisogno di tornare indietro e fare via i ragazzi del 99. Ieri tra l'altro sono stati riaperti i giardini pubblici dopo la Bora, anche se abbiamo avuto una notizia che Villa Engelmann ad esempio era ancora chiusa. Noi avevamo notizia che erano stati tutti riaperti, penso che per oggi sarà tutto ok, perché il tempo dovrebbe essere, se non altro, meno ventoso. Ieri era anche la nostra festa, la festa del nostro patrono, perciò anche questo non sono riuscito a dirvelo, comunque abbiamo festeggiato, diciamo, anche il nostro patrono. Per quanto riguarda il resto della giornata odierna non abbiamo, ripeto, niente in nota, il traffico da quanto posso vedere al momento è tranquillo, quindi la saluterei e di ridare la linea. Grazie al commissario De Grassi, buona giornata e buon lavoro. Parimenti e un saluto a tutti. Allora andiamo subito nella pagina dedicata alle segnalazioni, dove la polizia locale ieri ha celebrato il patrono San Sebastiano. La polizia locale di Trieste ieri ha celebrato nella chiesa di San Bartolomeo Apostolo di Barcola il patrono del corpo San Sebastiano. A celebrare la Santa Messa la presenza tra gli altri del sindaco Roberto Di Piazza, del prefetto Giuseppe Petronzi, del questore Lilia Fredelle e dell'assessore regionale alla sicurezza Pierpaolo Roberti. È stato il cappellano del corpo Don Mario De Stefano. Questa foto proprio rappresenta un momento della celebrazione di ieri sera nella chiesa di San Bartolomeo Apostolo di Barcola. Torniamo però alle notizie locali con il quotidiano Il Piccolo. Eravamo alla pagina della cabinovia che chiudeva con anche il turismo, bagnini, baristi e receptionist. Si cercano 68 lavoratori estivi. Il 19 febbraio torna il Recruiting Day per la selezione delle candidature, in questo caso 68 posti offerti dai villaggi turistici di Marina Iulia e di Grado anche ai triestini in vista della prossima stagione estiva. La ricerca, dopo l'ottimo riscontro del 2025, viene effettuata nuovamente con un Recruiting Day promosso dai servizi per il lavoro della Regione con il patrocinio del Comune di Grado, che ospiterà i colloqui il 19 febbraio nella sala del Consiglio comunale. Ed è stato modo ieri, nel corso di una conferenza stampa dove erano presenti proprio i rappresentanti del comparto turistico, tanto regionali quanto quelli di Grado, di poter aprire a questa possibilità, andando a spiegare criteri e modalità di selezione proprio per questi posti messi a disposizione per la stagione estiva 2026. Sentiamo. Per la prossima stagione turistica di Grado torna il Recruiting Day promosso dalla Regione in collaborazione con il Comune. Quest'anno sono 68 i posti di lavoro disponibili in 3 villaggi, l'Europa, il Primero sull'Isola d'Oro e il Club del Sole a Marina Iulia. Siamo qui proprio a presentare il prossimo Recruiting Day che si terrà a Grado il 19 febbraio. Siamo qui per supportare il settore turistico ovviamente e abbiamo 68 posti di lavoro a disposizione. Due in questo momento sono le realtà che partecipano.
ossia il Club del Sole e il Villaggio Europa, e mettono a disposizione appunto 68 posti per la stagione con una diversità ovviamente di mansioni. Diversi profili richiesti tra amministrazione, accoglienza e reception, cucina, sala e bar, market, ma anche manutenzione del verde, guardianato notturno, oltre all'assistenza bagnanti con brevetto. Le persone interessate a candidarsi devono inviare il proprio curriculum entro martedì 10 febbraio mediante il link Mi Candido disponibile sul sito della Regione, scegliendo una o più posizioni di lavoro. Le candidature si devono presentare entro il 10 febbraio. Tutte le informazioni sono riportate comunque sul sito della Regione. Collegandosi sul sito c'è sia il dettaglio delle posizioni ricercate con tutte le informazioni, proprio dall'attività da svolgere al contratto, e basta appunto inviare la propria candidatura per poi dopo ci sarà ovviamente una preselezione da parte dei centri per l'impiego che convocheranno le persone in linea a colloqui durante la giornata del 19 febbraio. Noi ora ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità, torneremo alla lettura del Piccolo tra qualche minuto. Riprendiamo la lettura del quotidiano Il Piccolo con la rassegna stampa di questo oggi, mercoledì 21 gennaio. Vi anticipo nuovamente, anche per chi si fosse collegato da poco, gli ospiti che saranno con noi questa mattina. Alessandra Ricchetti, consigliera del Movimento 5 Stelle a Trieste, sarà con noi tra poco, tra meno di mezz'oretta. Dalle 9 alle 10 invece, a chiudere la trasmissione, il capogruppo della Lega in Consiglio Comunale, Stefano Bernobic. Le notizie del Piccolo ci portano alla giustizia. Il Comitato per il No schiera 17 sigle, presentato al Circolo della Stampa lo schieramento per l'abrogazione della riforma Nordio-Meloni. Il portavoce russo: il governo vuole picconare la Costituzione repubblicana. L'ex procuratore De Nicolo: si vogliono tagliare le unghie alla magistratura. I promotori: la società civile assieme ai partiti per il referendum. Nella parte, l'altra metà della pagina, bollette, pacchi e auguri consegnati in ritardo nelle cassette dei triestini. In alcune case la corrispondenza è arrivata tutta in una volta dopo anche più di un mese dai mancati recapiti, le scuse di Poste Italiane, ed è una situazione che molti cittadini hanno segnalato, ovvero che nella propria zona la corrispondenza non arriva puntuale, e quando si tratta poi di bollette, come vedete anche da questa bolletta dell'energia elettrica arrivata in ritardo nei giorni scorsi, a scadenza 23 dicembre, si può incorrere anche in una mora che però non è dolosa da parte del titolare dell'utenza, proprio perché è arrivata già scaduta e quindi poco ci si poteva fare per essere in regola. La protesta, audizione dimezzata sull'asilo nido di Roiano, l'ennesima beffa sulla vicenda di Roiano dopo delibere impresentabili e ritardi dell'apertura. A denunciare la vicenda sono i consiglieri di Adesso Trieste e i sindacati, che parlano di una sceneggiata vergognosa, quella di lunedì nella sala del Consiglio Comunale di Trieste. Ricostruiamo l'accaduto attraverso le voci dei consiglieri della circoscrizione, tanto di Adesso Trieste quanto della lista Russo Punto Franco, per quanto accaduto lunedì, ovvero una capienza non idonea, secondo gli stessi, per ospitare tutti i consiglieri circoscrizionali, i cittadini e i sindacati, all'audizione della delibera sulla gestione didattica dei nidi comunali che saranno poi apripista per quanto riguarda i prossimi ad aprire i battenti, ovvero quello di Roiano e quelli di San Giovanni. Sentiamo. Una questione di metodo e di merito su una situazione che si trascina da diverso tempo, ovvero la definizione di quella che sarà la gestione didattica del nuovo asilo di Roiano e quindi anche dei futuri asili che apriranno nei prossimi mesi. Ieri un incontro organizzato dal Comune, assessorato all'educazione, ha convocato tutte le circoscrizioni per l'illustrazione della delibera a tema, che approderà poi in Consiglio Comunale, inserendo la gestione mista, pubblico e privato, in appalto, a differenza dell'opzione della concessione che ha portato a lunghi dibattiti e polemiche in questi mesi. Il primo ostacolo di ieri
ieri però è stato il metodo. L'Aula del Consiglio non poteva ospitare tutti, visto che ha accorso anche pubblico interessato e sindacati. Ci sono stati dei malumori soprattutto dai sindacati che volevano partecipare a questa seduta e che sono stati tenuti fuori, proprio con una sbarra in pratica. Ho chiesto quale ufficio ha deciso di mettere una capienza nella sala del Consiglio Comunale, dove 2 settimane prima c'erano le premiazioni del Carnevale con 500 persone. Si è avvicinato De Blasio che mi ha detto: Alex, guarda, mi informerò. Ma come mi informerai? Ho detto, cioè, ragazzi miei, siamo qui in seduta, gente fuori, io voglio avere un documento che racconti perché. A un certo punto salta fuori la capienza per motivi di sicurezza. Quali? Per una finestra in fondo a sinistra, guarda caso sinistra. In fondo a sinistra c'è una finestra che non va. Parlo con una funzionaria e questa funzionaria mi ha detto: non c'è nessun ufficio aperto e non so dirle chi è che ha firmato quest'ordine. Quindi il merito per la consigliera Marchi di Adesso Trieste, la nuova scelta didattica e contrattuale continua a non essere la migliore. Non è l'ottimale perché la parte che verrà data in appalto non avrà le stesse garanzie che hanno le lavoratrici dipendenti direttamente dal comune. Ora, teniamo ben conto che il bilancio comunale viene detto a gran cassa, che è molto buono, quindi ad un certo punto perché non mettere a regime anche le figure di quelle poche educatrici, perché si tratta di qualche unità di educatrici che sarebbero dipendenti dal comune. Noi come opposizione siamo molto fermi, se questo non avverrà, cioè se le lavoratrici che dipendono dall'appalto delle cooperative non avranno le stesse garanzie delle lavoratrici che dipendono dal comune, voteremo contro. E a stretto giro è arrivata anche la replica del presidente della sesta circoscrizione Roberto Cavallaro, che nell'occasione di questa seduta di lunedì con la convocazione di tutte le circoscrizioni ha presieduto la stessa assemblea. Consigliere Cavallaro, ieri lei ha presieduto questa serata dove è stata illustrata la delibera sul servizio educativo dei nidi d'infanzia del Comune di Trieste. C'è chi fra i suoi colleghi delle circoscrizioni Adesso Trieste e Lista Russo in particolare hanno criticato il fatto che qualcuno è rimasto fuori e che quindi l'Aula del Consiglio non era, diciamo, adatta a ospitare questo tipo di incontro. Cosa replica lei? Ma guarda, semplicemente ieri ci è stato appunto comunicato che la capienza della sala comunale è stata ridotta a 90 persone, sostanzialmente legata a motivi di sicurezza, e di conseguenza si è deciso di dare la priorità ai consiglieri circoscrizionali per l'accesso alla sala comunale in maniera che potessero comunque assistere all'audizione dell'assessore De Blasio, in quanto sono chiamati a esprimere un parere sulla delibera di cui stiamo parlando, e di conseguenza, una volta che abbiamo esaurito lo spazio per tutti i consiglieri, è stata data comunque la possibilità di ingresso ai rappresentanti delle sigle sindacali e ai rappresentanti degli operatori della scuola. Quindi non c'è stata nessuna volontà di tenere fuori nessuno, ma il tutto era legato semplicemente a una questione di sicurezza e niente di più. Effettivamente, quando c'è stata la possibilità, il pubblico è stato fatto accedere senza nessun problema. Proseguiamo con le notizie del piccolo. Entra in tribunale con il coltello, 20enne fermato e denunciato. L'arma, della lunghezza di 24 cm, subito rilevata dal metal detector. A bloccare il giovane all'ingresso sono stati le guardie giurate e i carabinieri. Quando abbiamo fermato quel giovane assieme ai carabinieri, lui sembrava come stupito, come se fosse una cosa normalissima avere un coltello. Raccontano le guardie giurate di Securitalia in servizio all'ingresso del tribunale di Foro Ulpiano, ma presentarsi nel Palazzo di Giustizia con un serramanico di 24 cm infilato in tasca non è proprio la cosa più normale da fare. L'episodio, venuto a galla ieri, risale alla mattina dello scorso 25 novembre. Il protagonista della vicenda è un 20enne di origini ucraine residente a Trieste. Il ragazzo stava accompagnando la fidanzata all'udienza preliminare programmata in un'aula del Tribunale dei Minori, che le vedeva imputata per 3 fatti violenti avvenuti tra luglio e novembre del 2023, quando aveva 16 anni. La giovane quel giorno era chiamata a rispondere di percosse e lesioni. Stando all'accusa, all'epoca dei fatti aveva aggredito 3 ragazzine. La legale che la difende, l'avvocato Maria Genovese, la stava aspettando per l'udienza. La ragazza e il fidanzato, dopo aver varcato l'entrata del Foro Ulpiano, come d'obbligo erano passati attraverso il metal detector. Il dispositivo aveva rilevato l'oggetto ed era scattato l'allarme. Non si trattava delle chiavi o di qualche moneta e nemmeno di un temperino, che pure è vietato, bensì di un coltello a serramanico.
L'impressione che avevamo avuto in quel momento, spiegano ancora le guardie giurate, è che quel giovane non avesse portato con sé il coltello per un motivo specifico legato all'udienza, ma che per lui fosse una cosa assolutamente usuale girare con una lama in tasca. Infatti ci pareva sorpreso del nostro intervento e di quello dei carabinieri, sembrava non capire o forse, chissà, faceva finta di non capire. L'episodio conferma una tendenza ormai diffusa per i giovani di quell'età e anche per gli adolescenti, soprattutto tra i gruppi di Maranza. In molti, e ormai anche a Trieste, tendono a munirsi di coltello. E questo non è molto rassicurante, aggiungo io. Spray urticanti e lame, altra lite tra Maranza, coinvolte 3 persone straniere, tra cui una minorenne. Si tratta dell'ennesimo episodio violento in largo Barriera, in via Pascoli in questo caso. Controlli stradali in 4 al volante alterati dall'alcol, per 2 automobilisti riscontrati valori oltre i limiti penali, altri 2 sono stati solo multati durante il fine settimana, accertamenti su 164 veicoli. Andiamo a leggere poi, finte mail del Ministero, la SUGI dice sono truffe, l'allarme dell'azienda sanitaria, diramata ieri una nota da parte proprio della stessa Asugi, ma anche dal Ministero dell'Interno per finte affissioni che riportano una intimazione da parte delle forze dell'ordine a dover liberare i condomini. Vediamo. Falsi avvisi del Ministero dell'Interno utili ai ladri per fingersi ispettori, entrare nelle abitazioni e rubare tutto il possibile. Sono apparsi negli ingressi dei condomini anche a Trieste, nella zona di San Sabba, da via Puccini e via Mascagni sino a Strada Vecchia dell'Istria. Il testo, sotto carta intestata a fasulla, invita, ai sensi dell'articolo 650 del Codice Penale, eventuali non residenti di questo edificio a lasciare le abitazioni ospitanti per rientrare nel loro domicilio di residenza. Poi l'avviso: le autorità svolgeranno dei controlli nei condomini e nelle abitazioni private. Addirittura si arriva a elencare la necessità di esibire documenti di identità, di locazione o contratto d'affitto nel caso dell'arrivo degli ispettori, o altri documenti che comprovino la presenza in domicilio differente dal proprio di residenza per gravi motivi di necessità, con tanto di rimando a certificati medici, motivi di lavoro inderogabili riferiti a una specifica categoria Ateco. Insomma, un panegirico in burocratese che punta ad avvalorare la veridicità della comunicazione, che in realtà pone le basi per il raggiro. Le medesime comunicazioni, tutte in stampatello, sono già state utilizzate da bande di professionisti del crimine in tutta Italia, da Ragusa a Torino, da Siena a Imperia. Ma ciò che rischia di spaventare di più l'inquilino, specie in presenza di persone anziane, è il rimando finale, scritto in grassetto, ad eventuali presenze ingiustificate che, si legge, verranno denunciate con un'ammenda fino a 206 euro, arresto fino a 3 mesi o reclusione da 3 a 12 anni nei casi più gravi. La cosa più importante è una sola: far girare la notizia, spiegare che si tratta di un falso e, se si dovessero presentare i fantomatici ispettori, allertare subito il 112. E oltre a questa c'è, come abbiamo letto, anche la finta mail del Ministero della Salute per un fittizio rinnovo della tessera sanitaria. Sentiamo i dettagli. Un messaggio che sembra arrivare dal Ministero della Salute, un invito urgente ad agire e un link da cliccare. È così che in questi giorni si presenta una truffa che sfrutta il rinnovo della tessera sanitaria per sottrarre dati personali ai cittadini. L'azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina richiama l'attenzione su una campagna di phishing, ovvero raggiri informatici, segnalata dal Ministero della Salute, basata sull'invio di false email che utilizzano indebitamente il nome dell'ente. Le comunicazioni non sono ufficiali e invitano a procedere al presunto rinnovo della tessera sanitaria attraverso un collegamento ipertestuale. Il link conduce a un sito web falso, simile alle piattaforme istituzionali, dove viene richiesto di inserire dati personali e sensibili, poi utilizzabili per scopi illeciti, come la rivendita delle informazioni o la clonazione di documenti. Il Ministero chiarisce che non invia mail con link per il rinnovo della tessera sanitaria, né richiede l'inserimento di dati tramite moduli online non ufficiali. La tessera ha una validità di 6 anni e, salvo smarrimento o furto, non è necessario presentare alcuna richiesta. Il nuovo documento viene spedito automaticamente alla scadenza. Eventuali pratiche devono essere effettuate esclusivamente tramite i canali ufficiali, come il sito dell'Agenzia delle Entrate. L'invito è a non cliccare sui link sospetti, non fornire dati personali e cancellare immediatamente i messaggi.
Leggiamo altre notizie. Archiviata la querela dei vicini di Visintin, caso Resinovic, contestate alcune dichiarazioni televisive del marito di Liliana, ma per il giudice delle indagini preliminari non erano frasi diffamatorie. Secondo il giudice erano espressioni puramente dubitative e interlocutorie. Gli avvocati, lui sempre sotto accusa, ma non ha mai voluto fare denuncia. Andiamo poi a leggere Teatro dialettale in lutto, addio Roberto Grenzi, attore e autore, fu tra i fondatori dell'associazione Armonia. Leggiamo accanto automobilisti contro mano, pericolo in via Fabio Severo, nel senso unico tra via Coroneo e piazza Dalmazia. In Carso le luci verdi e viola nella notte, l'aurora polare alle nostre latitudini, il suggestivo fenomeno atmosferico si presenta normalmente solo rosso. L'insolito spettacolo è stato osservato e registrato dagli astrofotografi del centro Antares. L'evento straordinario è stato generato da una potente tempesta solare. I sentieri ad altipiano ripuliti e sistemati per prevenire gli incendi, operazione dei vigili del fuoco e della forestale, un'attività di messa in sicurezza del territorio volta soprattutto alla prevenzione degli incendi boschivi, che ha visto protagonisti i vigili del fuoco e il corpo forestale regionale. Sentiamo i dettagli. Ripristinare le piste forestali del Carso triestino. Era questo l'obiettivo, raggiunto dopo 2 settimane di lavoro sull'altipiano da parte dei GOS, gruppi operativi speciali dei Vigili del Fuoco del Friuli Venezia Giulia, in collaborazione con il personale della Forestale. L'operazione è stata svolta utilizzando delle ruspe dotate di speciali attrezzature adatte allo sfalcio delle zone interessate, un intervento necessario per ripristinare e mettere in sicurezza delle vie forestali strategiche, fondamentali per permettere ai mezzi dei pompieri, protezione civile e forestale di arrivare senza problemi sul posto in caso di incendi alla vegetazione, ma al tempo stesso si è trattato anche di un utile addestramento del personale adibito all'utilizzo di questi mezzi, un'azione per nulla secondaria, considerata in molti casi la difficoltà di raggiungere i roghi nei grandi momenti d'emergenza riscontrati nell'ultimo quinquennio sul territorio e in particolare quelli fra Trieste e Gorizia nel 2022. Un intervento che, specifica lo stesso comando regionale, andrebbe programmato annualmente per tenere sempre sotto controllo lo stato delle piste. A San Dorligo della Valle d'Olina, bilancio partecipato, votazioni entro sabato, appello ad esprimersi. Nella pagina seguente invece torniamo a Muggia per parlare del carnevale. A tenere soprattutto alta l'attenzione oggi è il discorso del ticket QR code, divide Muggia tra sì, no e indecisi. Una petizione online ne chiede l'abolizione. Il provvedimento è stato preso per garantire la sicurezza delle serate, un'azione che altera lo spirito delle manifestazioni e crea barriere. Francesco è certo, si poteva optare per una proposta più semplice. Christian dice assurdo. Fulvio e Arturo, finalmente dopo 20 anni arriva una soluzione, speriamo che funzioni. Come detto, tra favorevoli e contrari, l'opinione pubblica si divide sulla proposta del Comune dopo il tavolo ordine e sicurezza in prefettura, e c'è anche una petizione online che chiede l'abolizione di questa iniziativa del QR code. È infatti apparso sulla piattaforma change.org anche una petizione promossa da Greta Cangiano che chiede al sindaco Polidori di rimuovere o quantomeno ridurre il prezzo dei QR code. Per la promotrice si tratta di un'azione che non solo altera lo spirito tradizionale e aperto della manifestazione, ma crea anche una barriera tra le persone, allontanando coloro che potrebbero non avere gli strumenti tecnologici e le risorse finanziarie per accedervi. La sicurezza, si legge, è indubbiamente cruciale in eventi di questa portata, ma confinare l'accesso con un sistema di pagamento elettronico rischia di tradire i principi di accessibilità e partecipazione che hanno reso il Carnevale di Muggia tanto speciale. Le perplessità non saranno i 10 euro a fermare i malintenzionati, la questione del QR code e dei varchi per entrare nel cuore del Carnevale muggesano sta facendo discutere tanto i muggesani quanto i forestieri. I varchi saranno attivi ogni sera dalle 18 alle 4 del mattino, ad eccezione della domenica, giornata che per permettere il regolare svolgimento della sfilata e della proclamazione dei vincitori vedrà l'attivazione degli accessi limitati
nel centro storico dalle 20. Gli esercenti dei locali pubblici del centro restano alla porta in attesa di capire come funzionerà la novità, ma con la preoccupazione che tali limitazioni possano non essere recepite in maniera efficace dalla popolazione, anche da quella residente. Il rischio è quello di snaturare l'essenza della festa, dice il titolare dell'edicola di Piazza Marconi, ossia quella della festa popolare dove tutti hanno il diritto di festeggiare con biglietto o senza. La polizia locale ha celebrato il patrono San Sebastiano, l'avevamo visto poco fa con il collegamento del commissario De Grassi, che lo ha ricordato nel finire del suo intervento. Ieri dunque festeggiamento alla chiesa di San Bartolomeo Apostolo di Barcola alla presenza delle autorità. E sempre ieri invece di mattina c'è stata la presentazione dei dati dei musei civici che hanno registrato un nuovo record, 1 milione di visite online del portale del Comune. Sentiamo. Nel corso del 2025 sono stati 544.000 i visitatori del portale dei beni culturali dei musei civici triestini, un incremento del 442% rispetto all'anno precedente, che solo il 21 febbraio ha toccato un picco di 114.000 contatti. Le visite complessive, tenuto conto di quelli che eventualmente tornano sul portale, sono state di poco superiori al 1 milione. Gli accessi, per il 74%, sono stati effettuati da un computer desktop. I dati sono stati commentati stamani, presenti l'assessore comunale alla cultura Giorgio Rossi e il responsabile dei musei civici Stefano Bianchi, dalla coordinatrice del catalogo Claudia Colecchia e da Marco Ranieri della ditta Dot Beyond, che ne cura l'aspetto multimediale. Il comune arriva fino a un certo punto, poi bisogna che entrino in campo esperti e consulenti, perché questo è un gioco di squadra. Noi non possiamo pensare di essere all'altezza di fare delle cose che gli altri fanno per il mestiere. Facciamo il nostro, perché come avete sentito poi dietro c'è sempre il lavoro interno che non può mancare, al di là dell'intelligenza artificiale. Inaugurato nel giugno del 2023, il catalogo integra musei, archivi e biblioteche in un'unica banca dati. Le schede disponibili sono più di 29.000, oltre 108.000 i contenuti multimediali. Un sistema di collegamenti molto articolato consente di ricomporre virtualmente fondi e collezioni conservati in sedi diverse, accompagnando l'utente alla scoperta dei vari contenuti. Fra l'altro, il portale consente di dar vita a mostre virtuali e confronti e, in ultima analisi, persino di valorizzare quelle, per fortuna poche strutture, che magari faticano a raggiungere il grande pubblico. Dobbiamo puntare su questo, perché per i giovani è una cosa importante, è una cosa molto più attuale, soprattutto il Denriquez, ecco, con quella che è stata l'operazione Battiscafo tenteremo di fare una sperimentazione in cui puntiamo più sul multimediale che su quello che è l'aspetto tradizionale o cartaceo. Nel 2026 il catalogo sarà ampliato attraverso un bando finanziato dalla Regione. Il progetto prevede il potenziamento del sistema multilingue con una particolare attenzione allo sloveno ed al tedesco, nuovi contenuti informativi orientati all'accessibilità, nonché l'installazione a Palazzo Gopčević di 2 totem interattivi a loro volta collegati al catalogo. Ancora dal Piccolo l'incontro di preghiera tra il Vescovo e l'Archimandrita, come vediamo in questa foto, la settimana per l'unità dei cristiani nell'ambito delle iniziative diocesane. Ieri nella chiesa della Beata Vergine del Soccorso, Sant'Antonio Vecchio, l'Archimandrita Atenagora Sfasiolo e il Vescovo Enrico Trevisi sono stati protagonisti dell'incontro sul tema "Uno solo è il corpo, uno solo è lo spirito, come una sola è la speranza alla quale Dio vi ha chiamati". E qui la foto che mostra proprio l'incontro e la lettura dei testi sacri. Andiamo poi a leggere anche dell'incontro tra il direttore Gentile, il nuovo direttore regionale dell'Agenzia delle Entrate Vincenzo Gentile, assieme al sindaco in municipio. Pagina sportiva con il colpaccio europeo della Pallacanestro Trieste. I biancorossi fanno l'impresa in trasferta con Gran Canaria nella prima partita del girone del Round of 16. Finisce 77-71 per i triestini. Come scrive Lorenzo Gatto, inizia nel migliore dei modi l'avventura
della Pallacanestro Trieste nel round of 16 di Basketball Champions League, un esordio trasformato in una serata da ricordare. I biancorossi espugnano il parquet di Las Palmas, infliggendo al Dreamland Gran Canaria il primo dispiacere europeo della stagione. Vittoria di prestigio, ma non solo, il 71-77 finale è un sasso pesantissimo lanciato nello stagno della qualificazione. Qui vediamo alcune immagini della partita di ieri. Il coach Gonzalez che dice orgoglioso del gruppo, anche Brooks, guardiamo subito avanti, dice il giocatore della squadra biancorossa. Tesser in stallo, invece siamo alla Triestina, nessuna comunicazione dalla società sull'esonero verbale, il tecnico va avanti con il suo lavoro, ma c'è una trattativa. Ieri lo ha incrociato Gianluca Paladin proprio all'ingresso dello stadio per l'allenamento, e lo stesso Tesser, poche parole, ma ha fatto vedere la sua presenza per l'allenamento, visto che il suo esonero è stato soltanto verbale e quindi formalmente è chiamato ad allenare la squadra. Ancora dal piccolo, Godeas non le manda a dire, situazione grave e ridicola che toglie decoro alla piazza. La bandiera alabardata parla della situazione della squadra con toni piuttosto duri. Ho sentito il mister, già l'esonero è senza senso, ma la gestione è anche peggio, ha ribadito l'Ariete di Medea. Pallamano europeo, Mengoni in extremis firma la vittoria dell'Italia, battuta la Polonia con una rete a 8 secondi dalla fine, gli azzurri conquistano il pass per la terza fase della qualificazione mondiale. Poi il nuoto, la Tergeste Altura, un passo dal podio, il Città di Cordenons, l'atletica, esordio con un successo del giovane Corradini nei campionati di società. Per quanto riguarda la canoa polo, nella prima uscita stagionale la formazione del Circolo Marina Mercantile sorprende con il quarto posto all'interno del piccolo verso le Olimpiadi, diversi spunti per quanto riguarda Milano Cortina 2026, noi però ci fermiamo qui, andiamo in pubblicità, tra poco saremo in compagnia della consigliera del Movimento 5 Stelle in Consiglio Comunale a Trieste, Alessandra Ricchetti, a tra poco. Ben ritrovati in diretta con Sveglia Trieste, un buongiorno e una ben trovata anche la consigliera del Movimento 5 Stelle in Consiglio Comunale Alessandra Ricchetti. Buongiorno, buongiorno. Abbiamo raccontato nel telegiornale di ieri, e oggi c'è anche una nota sul piccolo, della situazione della didattica, o meglio del nuovo servizio educativo e contrattuale, aggiungo io, che il Comune di Trieste ha instradato con la riscrittura della delibera, che volgarmente a mezzo stampa l'abbiamo chiamata la delibera su Roiano, che però, come dicevamo adesso in pubblicità con Alessandra Ricchetti, è un modello che poi si applicherà anche ai futuri asili come quelli di San Giovanni, che saranno prossimamente aperti alla fruizione pubblica, e che vanno a modificare il concetto di concessione e lo tramutano in appalto. A Roiano dovrebbe funzionare metà e metà, cioè metà dei posti restano sull'alveo comunale, mi corregga se sbaglio. I 66 posti, questa era la iniziale proposta di divisione della concessione, per cui il comune perdeva peraltro anche metà dei posti. Invece adesso questo dovrebbe passare in appalto, tutti i 66 posti. Esatto. E apre la strada però, è già anticipato, per anche San Giovanni, quindi i nuovi asili che sono ex chiarle della caserma, ex caserma ormai dismessa. Infatti, lunedì c'è stato un incontro con le circoscrizioni, c'è stato un po' di trambusto perché la capienza non permetteva a tutti, anche cittadini e sindacati, di partecipare. Il contenuto però rimane la delibera. Insomma, il contenuto è la delibera, poi c'è anche una questione di metodo. Continuiamo a vedere che le circoscrizioni sono veramente mortificate rispetto al loro ruolo di presidio sul territorio, e capirete anche voi che una cosa è avere tecnici e assessore all'interno di un parlamentino circoscrizionale,
i consiglieri, che siano 20 o quello che è, hanno modo di interagire, porre domande e fare approfondimenti con un tempo adeguato di approfondimenti, e peraltro questo tipo di organizzazione permette anche alla cittadinanza di essere presente nelle circoscrizioni. Quando facevo la presidente di circoscrizione nella Sesta, l'aula era completamente piena di persone che volevano informarsi. Ora, questa scelta di questo ultimo mandato secondo me è molto ma molto grave, perché da una parte toglie via la possibilità dei consiglieri circoscrizionali, li mortifica e toglie via la possibilità di fare delle domande che siano anche puntuali e precise rispetto al territorio. Dall'altra toglie la possibilità addirittura ai sindacati, alle realtà direttamente interessate. Questa volta, questo lunedì, c'erano molti educatori. Veniamo alla delibera. Sì. Cosa porta questa delibera? Il Comune quello che dice è andiamo a voler ridurre le spese perché ne fa una questione di costo, di risparmio. E dopo farò una domanda su questo, però sì, vado avanti. Ne fa una questione di costo e di risparmio. Lunedì una delle educatrici ha detto in commissione, ha detto guardate che avete speso per un mese in lucette molto di più di quello che andate a risparmiare passando da un tipo di proposta comunale, pubblica, a un tipo di proposta che è di tipo di appalto. Questo tipo di cambiamento lo abbiamo già visto, perché andiamo a questioni concrete, lo abbiamo già visto nei centri estivi. I centri estivi, quelli che hanno permesso alle famiglie, i nidi estivi anche, di usufruire del servizio durante l'estate, che non è di fatto è già dato in una situazione di appalto, in tanti casi sono stati riportati, a me è stato comunicato così, tante criticità da parte degli operatori e da parte dei genitori. Perché? Perché ovviamente, siccome questi appalti la ditta deve risparmiare dove può, spesso il personale è risicato e quindi se manca una persona la situazione diventa critica. La situazione diventa critica. Io mi ricordo che durante quando c'è arrivata la delibera della concessione, era scritto una cosa che io ho ritenuto veramente imbarazzante, perché su quella delibera era scritto che il Comune non riesce a reperire personale educativo per aprire un nido. Io lascio un attimo di suspense. Un po' di silenzio. Un po' di silenzio, perché ragioniamoci. Cioè, il Comune, con contratti tutelativi nell'ambito della paga, dei diritti, della formazione, dei turni, non riesce a recuperare educatori e quindi andava in concessione perché il privato li avrebbe trovati, che con condizioni diverse. Condizioni completamente diverse. Vedete che voi che suona strano, non so se suona strano solo a me, ma a me suona strano questa affermazione. Allora, la realtà, e i sindacati lo hanno detto, si sarebbe potuto aprire il Rido di Roiano con il personale che già c'era, che era già in graduatoria, perché poi le abbiamo perse anche le graduatorie, già nel 2024. Okay, e quindi abbiamo perso 2 anni, e questo è gravissimo. Stando a quanto ho capito, dovrebbe poter essere discussa questa delibera nel Consiglio
dei primi di febbraio, non so se sarà il 2 o il 9 di febbraio. Ma la mia domanda, quando lei ha parlato di una questione di costo, è proprio questa: è davvero solo una questione di costo secondo lei? Perché, come ha detto, numeri alla mano, anche se comunque questo costo va poi inserito, diciamo, da oggi a più, nel senso non è che si paga solo 600-700 mila euro quest'anno, poi vai iscritto a bilancio ogni anno, perché ovviamente dopo, una volta che ampli l'organico e inserisci il personale, lo devi poi mantenere perché il servizio va avanti, e anzi poi ci saranno gli altri asili, ma concentriamoci solo su questo. È solo una questione di costo secondo lei, o ci sono altre motivazioni? Proprio perché, come diceva, i conti dovrebbero battere nel momento in cui con le luminarie o con altre diciamo iniziative si sono spesi altri soldi. Allora, e più. Quello che viene riportato è che c'è già un grande numero di personale nell'ambito educativo presente all'interno del quadro del personale del comune, e si vuole orientare le assunzioni verso altre tipologie di altri settori comunali. Sì. Allora, polizia locale, per fare un esempio. Polizia locale, ma settori più tecnici che richiedono anche la presenza di professionisti, ingegneri, geometri, ok, altre figure. Allora, forse non tutti sanno, il comune ha un certo limite di budget, di spesa, per cui che non può sforare. Questo è realistico, perlomeno con queste regole qui. Io faccio sempre questo ragionamento: il comune non è un'azienda, non fatevi prendere in giro, nel senso che le logiche dell'azienda, del capitolo di spesa, funzionano solo parzialmente. Certo, non puoi sforare, questo è evidente, però nel gioco delle tue valutazioni devono essere prese in considerazione tutta una serie di altri fattori. Allora, ridurre cioè far pesare, perché diciamocelo, queste delibere pesano soprattutto sugli educatori, che vedranno nella loro busta paga mensile un 300 euro di meno, ma il tentativo è di non fare contratti a tempo indeterminato, ma questo potrebbe essere l'apertura anche per contratti di 10 mesi, in cui le ferie, cioè, non sono più a carico del datore di lavoro, la formazione, cioè queste sono tutte domande, no? Se tu non utilizzi più il tempo estivo per le ferie, per la formazione, per questi servizi, è chiaro che sono tutti costi e situazioni che danneggiano ulteriormente il personale educativo. E allora la domanda che uno fa è, l'importante è che si aprano 3 asili con 66 posti circa ogni asilo. Sì, è vero, è importante che si aprano, ma la qualità non ricade solo, cioè i danni, questo vorrei che fosse chiaro per tutti, i danni non ricadono solo sulle educatrici che vedranno ridotto il loro stipendio. I danni ricadono su tutta una città che utilizza un servizio che comunque avrà delle, come dire, sarà mortificato per tante cose, perché se non riesci ad assumere, cioè lo abbiamo visto quest'estate, c'era un problema di turnover intanto delle persone, cioè di continuità. Vogliamo garantire ai bambini continuità con insegnanti che siano sempre le stesse? Le famiglie ritengono questo un valore importante? Ricordiamo che gli asili sono il primo presidio che il comune ha, e tutti i presidi educativi che il comune ha, per prevenire tutti i disagi nel sociale.
Io parto da quello, sì, dalla base, la prevenzione, e questo secondo me è poco chiaro quando si parla di costi, nel senso che dietro i costi c'è ben altro, cioè quello che si va a risparmiare, c'è il rischio per esempio, di non riuscire a avere il controllo e il monitoraggio su certe situazioni di famiglie che possono avere necessità di un sostegno. Però lei mi ha dato il valore dell'investimento, cioè non è solo una questione di soldi, è un investimento per il futuro. In termini di pago tot e ho tot, ma è proprio su un percorso, la continuità didattica, la nobilitazione del contratto anche per chi è tutto quanto. Però il motivo per cui, secondo lei, ovviamente si parla di decisioni di casa d'altri, ma il motivo per cui si sta andando dritti, prima sulla concessione, oggi sull'appalto, è riconducibile solo al denaro? O ci sono altri motivi che portano a dire questa strada è meglio perché... Io non ci trovo molto di meglio, onestamente. Onestamente io non ci trovo molto di meglio. Certo, vari comuni per questioni, è vero, diciamocelo, a livello italiano ci sono altri comuni che sono andati in questa direzione, non è solo il comune di Trieste. Però Trieste si è sempre contraddistinta per fornire servizi pubblici nel campo educativo. I ricreatori sono solo a Trieste. E il fatto che adesso non si potenzino, a mio avviso, proprio in questo momento, questo sarebbe la risposta, e si cambia pagina di giornale e si va nella pagina che è abbastanza ricca di sicurezza di queste bande di giovani che vanno in giro per la città e che dimostrano che c'è un problema giovanile che va affrontato quanto prima. E mi fa sorridere, ho ascoltato ieri, era ieri, no? Il commento del sindaco su quella che sarebbe la sicurezza in America. Io non so dove è stato il sindaco, ma i dati e non so se avete seguito la intervista che ha fatto con voi, sono sicura di sì, in cui diceva l'importante è liberare la polizia in modo che abbia più leggi speciali, a parte il fatto che quando mi parli di leggi speciali io comincio a sussultare perché mi richiama momenti storici molto impegnativi. Il problema è che ha usato per spiegare un esempio che per me è esattamente efficace per dire che quella non è la via. Cioè ha detto, sapete cosa succede in America se ti fermano? Sei bloccato lì e devi appoggiare le mani, devi uscire dall'abitacolo. Dimenticandosi che l'America ha dei dati disastrosi sulla sicurezza, proprio perché viene utilizzata in maniera coercitiva e si è puntato molto di più su quell'aspetto rispetto alla prevenzione, che è l'unica direzione. Certo, la polizia deve avere i presidi e su questo siamo assolutamente d'accordo, cioè non i presidi, deve poter presidiare e quindi avere il numero adeguato, avere anche tutte le strumentazioni, cioè questo siamo assolutamente concordi e favorevoli, ma impiegare forze di polizia o addirittura si chiama l'esercito in certe situazioni che non ha competenze sulla sicurezza. Cioè l'esercito si presenta, fa un presidio, ma non può esercitare quelle competenze che sono proprie della polizia di Stato. Sì, attività di polizia giudiziaria. Abbiamo una telefonata, buongiorno. Sì, prego. Buongiorno, saluto a lei, alla redazione, sempre gentile e efficiente, alla gentile ospite e a tutti i telespettatori di Tele4. Buongiorno. Io volevo chiedere se posso un attimino
fuoriuscire un po' del tema, ma non di troppo, perché volevo mettere in evidenza un fatto gravissimo che sta succedendo in Europa. Allora, perché è collegato anche con la Trieste. Sì. Allora, Jean Beau è un ex tenente colonnello dell'esercito svizzero che ha lavorato per molti anni anche nei servizi segreti svizzeri, d'accordo, che a un certo punto è andato in pensione e si è messo a fare, diciamo, volontariato, ci sta, no? Quando è successa la guerra in Ucraina, la guerra, diciamo, russo-ucraina, e lui si è messo a commentare Caduta la linea? Questo è il suono classico di quando cade la linea. Allora, è caduta la linea, quando vuole richiamare, così ci spiega un attimo la sua perplessità su questa situazione che stava descrivendo, purtroppo capita, e quindi siamo insomma pronti a riascoltarla. Volevo fare un'altra domanda sulla delibera. Quando arriverà in aula, secondo lei, ci sono margini, o meglio, forse la capovolga l'altro che è il contrario, come Movimento 5 Stelle, ma anche come coalizione d'opposizione, ci saranno emendamenti, ovvero proverete a modificare il testo per come è stato presentato questi giorni, con la speranza di poter tornare a un servizio pubblico, anche se abbiamo ben capito che la maggioranza non punta a quello? Allora, la maggioranza non punta a quello e ritengo che si sia, diciamocelo, anche compattata. Attorno alla nuova perché con la concessione c'era più di un consigliere o di una consigliera che erano assolutamente contrari. Adesso questo tipo di situazione è completamente diversa. Cercare di modificare? Assolutamente sì. Per tutelare intanto rispetto ai contratti che verranno utilizzati, sto cercando di approfondire quali tutele si possano inserire rispetto proprio tutelative. A me interessa tutelare, e sto già preparando il testo per alcuni emendamenti, come per esempio la continuità didattica, che secondo me questa è fondamentale. Tutela in entrambe le figure, diciamo, i soggetti, le famiglie e anche gli operatori, nel senso che garantire che ci sia almeno per questi 2 anni che le figure educatrici siano sempre le stesse, assegnate, come avviene per gli asili nido, è opportuno, perché il bambino sa di rientrare in un contesto che conosce. Capirete anche voi che questa cosa è attualmente nella delibera non c'è questa tutela e quindi secondo me va introdotta. E poi la qualità del progetto, che deve essere assolutamente in linea con quello che è il progetto comunale. Anche questo, a mio avviso, tutela, perché le famiglie soprattutto, ma anche gli operatori, e poi la formazione. Dobbiamo garantire il fatto che sia raggiunto, che tutti gli operatori possano usufruire dell'aggiornamento sia in merito ai progetti del comune, ma soprattutto a livello formativo, all'interno del contratto, quindi alle spese dell'azienda che assumerà la cooperativa o quello che sarà, se mai sarà, se si va in questa direzione, perché appesantire gli operatori in questo senso significherebbe trovare delle persone che siano in difficoltà e facciano a proprie spese la formazione. E poi la tutela, che se manca il numero è garantito, allora c'è già una tutela che è quella regionale di rapporto, ma è generica. Una cosa è dire che durante l'anno venga garantito il numero, e una cosa è dire per quanto tempo può
essere creata una situazione d'emergenza in cui le classi di 10-12 bambini vengono divise in altre classi che diventano di 15-20, cioè sì, ho capito. Che nei nido, capirete anche voi, è una situazione di sicurezza per i bambini da tutelare. Queste sono le proposte del Movimento 5 Stelle. Ok, molto interessante. Abbiamo una telefonata, vediamo se è al caso il telespettatore di prima. Buongiorno. Sì, sono io. Sì, prego, ci dica avanti. Allora, questo Jean Bo, diciamo, si è distinto perché, forte dell'esperienza dell'esercito svizzero e dei servizi segreti che ne ha lavorato, quando è diciamo, iniziata la guerra russo-ucraina, ha incominciato a profetizzare la causa e effetto, diciamo, inerente alle sanzioni, il comportamento dell'Europa, eccetera, eccetera. Ma no, ripeto, non una questione di attacco verso l'Europa. Lui diceva, se voi fate questo, otterrete questo risultato. Ok. Alla fine della storia è emerso che praticamente, ma con i fatti, non con le critiche, che siamo gestiti non solo da un governo, diciamo, di incompetenti, no? Governo europeo parlo, no? E diciamo che si sono avverate tutte le sue diciamo, previsioni. La Commissione europea ha deciso di punirlo proprio per questa sua, diciamo, Cassandra, di essere stato un Cassandra, con una sanzione, non sanzione, come si dice, quello che è successo alla Francesca sotto diciamo, quando diciamo, uno viene, diciamo, sotto embargo, adesso non mi viene il nome, però spero di farmi capire. Una no? censura, un deferimento? No, proprio è stato detto che non può praticamente fare niente, praticamente non può comprare... Inibito? Com'è? Inibito? Peggio, la situazione peggio che possa essere, quello che fa gli Stati Uniti con il Venezuela e con l'Iran, giusto che ci capiamo, no? Non mi ricordo il nome, cioè in 30 secondi faccio niente e sono andato fuori. Più o meno. Praticamente è stato condannato di fatto alla morte civile. Non può, diciamo, né, come si dice, non può fare assolutamente niente, neanche le cose più banali. Non può uscire di casa, non può comprare cibo, non può ricevere cibo. Chi si avvicina è, diciamo, viene, diciamo, denunciato per violazione di questo, diciamo, embargo. Sì. Cioè, una situazione che il punto è che la decisione di questa punizione è stata fatta da parte della Commissione europea con un atto amministrativo, non, diciamo, con la possibilità ad esempio di un decreto che possa essere impugnato. E questo neanche diciamo, un avvocato può, diciamo, cercare di validare questo atto amministrativo. Il grave è che la decisione è stata presa dalla Commissione europea, ma interpellati tutti quanti i ministri degli esteri della Comunità europea, che la maggior parte di loro hanno votato, mi sembra all'unanimità, ma su questo non sono sicuro, hanno votato, diciamo, per procedere a queste punizioni. Okay. Il grave è che anche il nostro ministro Tajani ha votato per punire questo personaggio. Okay. Ora, ci sono due strade. Uno si è andato a colpire la libertà di espressione, perché, ripeto, non ha fatto attività politica, ma ha fatto attività di analisi. Sì. Però, come succede questo a lui, domani potrà succedere a Tele4, tutta la redazione Tele4, a qualche politico beccato per strada o anche semplice cittadino. Okay. Ecco, se non ci muoviamo, se da parte della società non si mobilita contro a questa, diciamo, censura, a questo atto fatto dalla Comunità Europea, perché la Comunità Europea sta diventando sempre più dittatoriale, e questo non lo dico io, la libertà di movimento, di pensiero, di espressione andrà a dir poco, a essere buoni, farsi friggere. Allora, siccome il 5 Stelle, il Partito 5 Stelle, ha sempre detto di voler difendere questi valori, chiedo alla sua gentile ospite cosa ne pensa. Grazie, buongiorno. Grazie. Allora, blocchiamo un attimo la domanda perché dobbiamo andare in pubblicità, al rientro poi ne riparliamo tra poco. Ben ritrovati in
Diretta con Sveglia Trieste in compagnia di Alessandra Ricchetti, consigliera del Movimento 5 Stelle. La telefonata che abbiamo ricevuto parlava di queste sanzioni, poi il termine giusto, come ha richiamato il telespettatore pubblicità, era sanzioni nei confronti di chi ha parlato di questioni sensibili e l'Europa non era d'accordo e hanno sanzionato questo Jacques Bond. Sì, io onestamente non ho seguito la notizia, ho seguito molto di più la notizia di Francesca Albanese e di quelle che sono state, a mio avviso, una posizione abbastanza imbarazzante anche dell'Italia, che non ha difeso una sua funzionaria nei confronti di attacchi che la mettevano a tacere. E su questo sono assolutamente, sappiamo che il Movimento 5 Stelle ha sempre sostenuto la gravità di quello che era successo nei confronti dell'Albanese, come ha difeso quello che era stato il percorso anche di Assange, che aveva dimostrato che di fronte a certi poteri forti anche si ricorre a metodi molto, molto forti. Su questo io sul caso specifico presentato dal Signore non mi presento perché, non presento una mia opinione, perché sarebbe parlare di cose che non ho approfondito, per cui non mi piace discutere di cose di cui non so. Ecco. Le faccio vedere una pagina del Piccolo di oggi. Voti sulla cabinovia, Bertoli era assente altre 2 volte. Può succedere, sì, ha detto, l'assessore rivendica la presenza nell'ultima riunione online. Alla votazione di novembre mancavano altri colleghi. Il caso della delibera sui ricorsi al TAR. Oggi fra l'altro c'è una convocazione per la stampa, che poi sappiamo essere molto partecipata anche al di fuori della stampa, del Comitato Nuovo Via, che quasi sicuramente parlerà proprio della questione del ricorso al TAR, del ricorso al Consiglio di Stato rispetto alla sentenza del TAR che ha bocciato VAS e Vinca. Non è ancora chiaro come si muoverà la Regione sulla Vinca, perché è una procedura che era a capo proprio della Regione Friuli Venezia Giulia. Per la VAS invece il Comune, e il Sindaco ce l'aveva detto l'altro giorno, ricorre al Consiglio di Stato. Ricchetti, che mi dice fra Bertoli? Allora, ci sono tante cose interessanti da commentare. Allora, visto che abbiamo iniziato con l'assessore in bella presenza sul Piccolo, mi viene da sorridere da una parte, dall'altra sto un po' inquieta. Allora, su cosa mi viene da sorridere? È vero, gli assessori possono mancare. Però è curioso, ma è molto curioso, che manchi stranamente sempre quando ci sono degli atti decisivi che porterebbero ai soggetti come gli assessori ad avere delle responsabilità rispetto a quegli atti. Perché se da quanto risulta dal Piccolo, la giornalista dice è stato assente in momenti decisivi, non è che si parlasse di cabinovia così. 15 dicembre 2022, Giunta doveva votare la delibera che indiva la gara per l'affidamento del progetto definitivo esecutivo e dei lavori, e poi 20 novembre 24 per la VAS. Vedete che qui ci sono delle responsabilità precise. Allora, a parlare male si fa peccato, però talvolta ci si azzecca. Cioè, il fatto che ci siano queste assenze proprio in quei momenti di responsabilità poi per l'assessore, ok, crediamo assolutamente che l'assessore sostenga quest'opera, però di fatto non la sostiene nella pratica con le sue assenze, e quindi questo è un fatto. Io mi sono mossa invece dal punto di vista tecnico, perché a me non piace quello che è stato detto qualche giorno fa, in cui cosa si evince? L'assessore dice io c'ero e ho votato. Il segretario dice era assente e io attesto che era assente. Ora diciamocelo, quello che fa testo è il verbale. Quello è il verbale. E per quel verbale l'assessore era assente. Però
noi non vogliamo essere cattivi e dire che l'assessore sta mentendo, ma il fatto che l'assessore, se l'assessore non mente, questa questione apre un grosso, ma grossissimo problema. Ci sono degli atti ufficiali in cui sembrerebbe non possiamo definire se una persona ha votato e cosa ha votato. Io non so come la pensate voi, ma non è che sono atti così ci mettiamo d'accordo in quale bar andiamo a prendere il caffè, certo. ok? Cioè lì si stanno decidendo del futuro di Trieste e degli impegni economici di Trieste, dell'orientamento politico di Trieste, e sembrerebbe, da quanto ci dice l'assessore Bertoli, che non possiamo essere sicuri di chi ha votato e cosa ha votato. E su questo invece mi sono già mossa, richiedendo al segretario generale dei chiarimenti su come vengono garantiti i passaggi che sono amministrativi, tecnici, e a mio avviso è molto delicato questa cosa qui. Potrebbe dare anche ricorsi se i numeri non sono lì e là. Questa volta c'era un ragionevole consenso ampio, senso ampio, per cui da questo punto di vista non spostava, però diceva molto l'assenza. Ma quando i numeri invece non sono così decisivi, e soprattutto rispetto alle responsabilità civili e penali che l'assessore può avere, e signori miei, questo invece è molto grave. Abbiamo una telefonata, buongiorno. Pronto? Mi sta ascoltando? Stiamo ascoltando attraverso il televisore, poi adesso sentiremo un pronto, un copione già visto. Buongiorno! Vabbè, abbiamo una catena di ritardi che non ci permettono di poter comunicare con chi ha il telefono. Io ricordo che chi chiama poi resti agganciato al telefono, azzeri il volume della TV, altrimenti dopo ci sono queste situazioni di ritardo. Ma nel frattempo è stato preparato, e ringrazio Marco Stabile, il servizio della vittoria della Pallacanestro Trieste nella partita di ieri a Gran Canaria, una vittoria europea importante anche perché maturata in trasferta e che mette un'impronta seria per la squadra biancorossa rispetto al suo cammino in Europa. Vediamo. Gran Canaria, terra dei sogni, sì, ma per Trieste. La squadra di Gonzales torna dall'Atlantico con una vittoria contro il Dreamland, successo che vale oro nella prima sfida del Round 16 di Basketball Champions League. Il risultato finale, 71-77, mette nero su bianco la sfida fra due squadre agli antipodi. Spiccatamente difensiva e piena di lunghi la spagnola, marcatamente offensiva e piccola l'italiana. L'assenza di Sissoko e di un secondo centro di ruolo che serve viene rimarcata dai 46 rimbalzi dei gialloblu, che però tirano da tre con un impietoso 18% e con il 34% complessivo dal campo. L'intelligenza dei biancorossi è di sfruttare questo momento noi in attacco della miglior difesa della ASB. I giuliani lo fanno sin dall'inizio, girando bene il pallone in attacco, registrando la partenza in quintetto con canestro di Iannuzzi. La qualità a tutto campo di Uthoff, i 6 punti di Brooks e i 5 in fila di De Angeli con tripla a fil di sirena fanno segnare il 21-26 dopo 10 minuti. In maglia Stefanel si tocca addirittura il +11 con le triple di Toscano e Candussi. Poi l'unico rientro gagliardo del match del Gran Canaria, un parziale di 11-0 firmato al BC, Robertson e Brussino, che riporta nel match i padroni di casa. Le due triple in serie di Brown, 14 a fine partita, fissano poi il 39-38 all'intervallo. Nella ripresa tanta difficoltà a segnare da ambo i lati e isolani che toccano i 6 punti di vantaggio affidandosi ai lunghi in pitturato. Trieste però mantiene la calma e con le triple di Toscano, per lui anche 6 assist, Uthoff e Brown, rientra sul -1. Nell'ultimo quarto è Ramsey, sin qui meno protagonista del solito, a mettere la freccia. L'atleta di Dio segna 9 punti in fila, spaccando la difesa casalinga sia dall'arco che in penetrazione. Con 6 punti di margine i giuliani subiscono ancora tremendamente a rimbalzo, venendo puniti ripetutamente da Pelot, ma quando Jamaias, 21 punti alla fine, insacca la tripla del 66-73 a 44 secondi dal termine, la partita è in ghiaccio. Una prova di resistenza e solidità,
Ora il passaggio del turno diventa molto più di un sogno. E quindi almeno questo fronte sportivo, visto che la Triestina insomma è in grosse difficoltà, almeno in questo caso siamo a guardare con ottimismo i risultati. Dovremmo avere anche Gianluca Paladin, che questa mattina si collega con noi per parlarci di dati turistici assieme al presidente della Federalberghi Maurizio Giudici. Non lo vedo ancora pronto, quindi quando sarà con noi andremo ad ascoltarlo. Sentiamo una telefonata intanto. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, prego. Buongiorno, vi sto telefonando dal Friuli. Sì. Avevo già raccontato un episodio nella vostra TV, racconto i successivi. Dunque, mio figlio ha avuto un incidente a Trieste con un mezzo della Cegas e l'autista, invece di fare la contrattazione amichevole, ha chiamato subito i vigili e pare che si sia instaurata questa consuetudine a Trieste. Quando succede qualcosa con mezzi a Cegas vengono i vigili e c'è da pensare che attribuiscano la responsabilità sempre a quei poveri diavoli che restano coinvolti. Questo è successo a noi con mio figlio, la questione ci costa 1.000 euro, un incidente che avrebbe potuto essere discutibile, quantomeno con una responsabilità al 50, e invece abbiamo preso un bel regalo. Questo è successo l'anno scorso in settembre. La Cegas non risponde a ripetuti inviti per sapere qualcosa in proposito, mi ha risposto il municipio per conto dei vigili, grazie alla telefonata che ho fatto già settimane fa alla vostra emittente. Avevo una grande considerazione della città perché ci ho vissuto e tutto, ma questo episodio qua me l'ha fatta cadere ai piedi, veramente. È un'ingiustizia perché si fanno le contrattazioni amichevoli, ci sono le regole consolidate di legge sulle RC auto e invece pare che lì non valgano. Vi ringrazio. Grazie a lei. Buona giornata. Buona giornata. Diciamo che sarebbe più da scrivere a qualche altro ente una segnalazione di questo tipo, nulla possiamo farci noi né la consigliera Richetti rispetto a prassi che o l'azienda, la multi-utility o i loro dipendenti hanno avuto come linea guida per questi casi. Cioè, nel senso, se c'è anche di mezzo poi una questione pecuniaria e altro ancora, insomma, credo che non sia questa la sede per discuterne. Abbiamo Gianluca Paladin con Maurizio Giudici, presidente Federalberghi. Buongiorno a entrambi. Sì, Bernardo, buongiorno a te e al tuo ospite e buongiorno a Maurizio Giudici, presidente Federalberghi Trieste, che siamo riusciti a incontrare questa mattina poco prima di un suo appuntamento. Grazie per essersi fermato, Giudici. Grazie a voi per l'invito. Buongiorno a tutti. Allora, è l'occasione per fare un po' il punto della situazione, un bilancio di quello che è stato l'anno, ma anche le festività, no? Tra 2025 e 2026 dal punto di vista degli albergatori, ma più ad ampio raggio dal punto di vista proprio del sistema della rete di accoglienza a Trieste per i turisti. Trieste che ormai è una città davvero tornata internazionale a livello turistico. Che periodo è stato e qual è il bilancio che lei ricava? Allora, sicuramente un 2025 positivo, con numeri di aumento a doppia cifra rispetto al 2024, per cui Trieste continua questa crescita importante. E anche le ultime festività di dicembre sono state con numeri assolutamente importanti e di rilievo, superiori a quelli del 2024, e questo fa vedere lo sforzo della città in termini di crescita turistica, perché andiamo anche a riempire quei mesi che una volta erano di bassa stagione. Ormai dicembre, fare i mercatini e tutti gli eventi che vediamo in città ha raggiunto numeri molto importanti che incominciano sciamano adesso in questo periodo. Oggi Trieste nel gennaio e febbraio sono i 2 mesi di bassa stagione, infatti vedete anche voi la città sguarnita dal solito e ormai abituale flusso di visitatori. Quindi un 2025 positivo, riteniamo, ma aspettiamo ovviamente i dati ufficiali, che chiuderemo con 1.600.000 presenze, quindi un numero di tutto rispetto, un traguardo positivo, un plauso ovviamente a tutti coloro i quali incidono sulla crescita turistica della città, che non è solo l'albergo, come dicevi tu prima, quindi tutti coloro i quali fanno sistema. Numero importante, si apre un 2026 che sarà, auspichiamo poi sia, un anno di consolidamento di questi numeri,
un anno in cui ci si pongono gli interrogativi su quella che è una programmazione efficace che non guardi solo il 2026, ma che traguardi almeno a una distanza di 3-5 anni, in modo tale da poter costruire una crescita sostenibile per la città di Trieste. Questo lo si può fare solo facendo sistema e facendo rete con tutti gli attori che incidono sulla crescita della città. 1.600.000 segna un netto aumento, cioè siamo in crescita, giusto? Per il 2025, se questi numeri vengono confermati. Assolutamente sì, ma diciamo che la crescita è già confermata. Noi abbiamo il parametro certificato di ottobre che dava un 12,6% di aumento, quindi è certo che la città continua a crescere e dobbiamo stare molto attenti, perché la crescita non è sempre elemento positivo, cioè deve essere, oggi abbiamo dei numeri importanti, dobbiamo consolidarli e organizzarli per una crescita sana. Abbiamo bisogno di sviluppare i flussi turistici in modo più organico su tutta la destinazione turistica della città. Ovviamente la nostra piazza Unità, Ponte Curto dove siamo adesso, il Castello di Miramare sono 3 punti di assoluto rilievo e attrazione turistica, sono peraltro i 3 punti più fotografati della città, però abbiamo un altipiano carsico che ha un'offerta turistica in termini enogastronomici, di passeggiate, ciclovia, cicloturismo, che poi peraltro è il tema che riporta anche l'importante legge regionale appena varata che parla proprio di turismo lento e cicloturismo. Quindi abbiamo bisogno di mettere a sistema questo importante risultato che la città ha raggiunto e qualificarlo, aumentarlo e mettere sul tavolo una programmazione a 5 anni data che sappia portare la città di Trieste a una crescita sostenibile, gradita dai turisti e dai cittadini, perché questo è un elemento estremamente importante. La gente viaggia per un'esperienza e cerca l'autenticità dei luoghi che va a visitare, quindi nella crescita della città deve esserci un'attenzione particolare alla vita della città e l'obiettivo è quello di fondere le due anime in modo assolutamente organico ed efficiente, proprio perché così avremo un'ottima vivibilità dei cittadini di Trieste, perché ovviamente il turismo porta un indotto economico importante alla città e il turista riesce ad avere un'esperienza autentica di una città che si presenta ovviamente molto molto bene. In conclusione, tra gli attori strategici i trasporti, no? Cioè, abbiamo sempre detto rendere Trieste raggiungibile sempre di più. Assolutamente sì, noi oggi abbiamo già un trasporto pubblico molto, molto efficiente, abbiamo addirittura il trasporto pubblico su chiamata e penso sia una chicca della gestione del trasporto pubblico locale. È indispensabile la logistica, quindi sicuramente Trieste Trasporti, ma anche l'aeroporto, ma anche Trieste Terminal Passeggeri, il tema dei parcheggi, per cui sì, l'infrastruttura della città deve essere pronta ad accogliere il flusso dei turisti che genera quell'alchimia perfetta di vita e vivibilità della città. Trasporti e logistica è un punto importante, tanto quanto lo è tutto l'assetto della cultura. Trieste è una città che ha un assetto culturale molto, molto importante, ha musei e teatri che oggi lavorano molto bene, sono fra i primi in Italia e quindi gioco forza, ma spiace essere ripetitivo, si torna al punto di partenza sulla necessità di fare rete e di fare sistema. Maurizio Giudici, grazie per essere stato con noi e naturalmente buon lavoro. Grazie a voi per la bella chiacchierata e buon lavoro a voi. Grazie mille. Grazie Bernardo per la linea che ti cedo subito, poi ci risentiamo più tardi da un altro luogo della città. A voi. Grazie a entrambi, a Gianluca Paladin e a Maurizio Giudici e anche, se non sbaglio, a Guido Indri che era in camera. Richetti, turismo, ne parliamo tante volte anche in questa sede, però come diceva Giudici deve essere regolato, mirato, non deve essere caotico, la crescita c'è ma va gestita. Maurizio Giudici ha fatto un ottimo intervento che io condivido, ha parlato di pianificazione a 5 anni. A me piacerebbe che lo stesso modo di ragionare sia presente anche nella Giunta, nel senso che non si parla mai di pianificazione. Una delle prime cose che durante questo bilancio avevo posto rispetto dei numeri che sono
assolutamente favorevoli di crescita del turismo era stato sapete dove spende, come spende il turista che arriva qui. E mi hanno guardato come dire, ma no, cioè non vi è la mentalità dell'analizzare i dati, e questo è gravissimo. Perché? Perché poi vediamo che sorge il problema che ha fatto emergere proprio il signor Giudici, no? Che è quello, un turismo non gestito è un turismo che danneggia sia da un punto di vista, da un lato il turismo stesso, dall'altra danneggia la città. Allora, il problema è quanti triestini trovano servizi in città e rispetto anche tenendo conto delle persone che vanno via da Trieste. Trieste è una delle città come il Friuli Venezia Giulia, ma Trieste in particolar modo, in cui donne giovani vanno via con una percentuale che è altissima, e questo è molto grave. Perché? Perché è vero che il turismo porta ovviamente un benessere economico per alcuni servizi che ne possono beneficiare, per cui mi piace il discorso facciamo rete, ma è anche vero che se non viene gestito succede quello che sta succedendo ormai da tempo a Trieste. Le case per l'acquisto sono diventate proibitive, per l'affitto sono introvabili. Ho visto dei dati che riportano che c'è un aumento di sfratti enorme a fine 2025 con ulteriore crescita nel 2026. Questo vuol dire che il triestino troverà molta difficoltà e sempre più difficoltà a trovare una locazione, e su questo il comune deve intervenire quanto prima. Se la tassa di soggiorno arriva solo e solamente per le aziende del centro e soprattutto a beneficare con luci non si sta pensando a uno sviluppo di tutta la città, e anche su questo bisogna andare. Abbiamo un'altra telefonata, buongiorno. Pronto? No, Cascale. Sì, qua ci siamo, buongiorno. No, Cascale. Pronto? Niente, discussione fra marito e moglie su come telefonare a Tele4, c'è anche questo. Una mail dice: vorrei aggiungere ancora un mattoncino su quanto attualmente il comune si preoccupi sulla continuità didattica e del benessere del proprio personale educativo. Il personale non di ruolo quest'anno è stato assunto sino al 19 dicembre in concomitanza con la chiusura delle scuole per le vacanze natalizie e con la non certezza di essere richiamato alla loro riapertura. Questo incredibile precedente, oltre al non rispetto della dignità e professionalità dei lavoratori, non ha tenuto conto della continuità didattica, soprattutto per quei bambini che necessitano di un insegnante di sostegno. Chiede inoltre il suo pensiero sulla spesa sostenuta dal Comune per la realizzazione di un prefabbricato da 1 milione di euro nel giardino della villa Agiconsta. E quello vuoto di Roiano, da una parte si risparmia sulle spalle delle persone non di ruolo su 15 giorni di stipendio e dall'altra 1 milione di euro. Quello che è imbarazzante è che nel nuovo contratto non si parla più nemmeno del un mese, perché purtroppo non era 15 giorni ma era un mese, cioè il contratto, si parla di contratti di 11 mesi invece che di 12. Nel nuovo appalto mi sembra di aver letto che si parla di contratti di 10 mesi invece che di 12. Questo significherà che la diminuzione della paga non sarà semplicemente mensile, semplicemente di 300 euro stiamo parlando, con il costo della vita assolutamente. Sappiamo bene che già gli stipendi pubblici soffrono del caro vita. Ok? Quindi noi andiamo a dire agli operatori: il comune andrà a risparmiare sulla vostra pelle, ok? Quando si può spendere in altre cose.
Allora, la situazione di un commento su questo, appunto si parla di continuità, mi fa piacere che chi ha scritto l'abbia ricordato, non ho capito se era un'organizzazione o un cittadino, perché... Tale Magda. Ok, condivido assolutamente quello che ha scritto Magda. Le spese rispetto all'edificio sono state fatte, quello che ci è stato raccontato, per avere dei contenitori scuola che permettessero dei lavori di adeguamento. Mm-hmm. Allora, che i contenitori siano utili sicuramente, e quindi su questo non posso criticare, non me la sento di criticare. Lì, in quella situazione, è un colpo allo stomaco, perché quella villa è stata abbandonata quando bastava fare manutenzione e si è lasciata andare, e l'iter che spesso il patrimonio comunale, questo lo denuncio, spesso e volentieri viene non usato, e quando si chiude un edificio quello che succede, il deterioramento proprio precipita, e quindi vai a perdere soldi, e dopo è inutile dire adesso servirebbero 7 milioni di euro per rimetterlo in ordine. Ho capito, ma santo Dio, se lo lasciavi prima aperto, siete qui da 20 anni, se continuavi a tenerlo aperto era chiaro che non saremmo arrivati a dover spendere 7 milioni di euro. Certo. Le scuole, quella scuola lì è stata molto interessante, perché quando abbiamo visto il blocco, le criticità c'erano ancora, cioè è stato pensato il blocco senza un ascensore tra il primo piano e il secondo piano. Cioè, ma signori, cioè questa cosa qui è grave, perché uno dice non puoi fare un piano di scale. Sì, e i disabili, chiaro. E i pasti, cioè una struttura così, la prima cosa devi ponderare. Quella struttura non aveva nemmeno il parco, il giardino esterno, lo stanno appena mettendo in ordine dopo tanto tempo. Insomma, anche questo dimostra che le cose, come ha detto prima Giudici, serve pianificazione almeno a 5 anni. Grazie alla consigliera Alessandra Ricchetti che è stata con noi questa mattina, una buona giornata, grazie a voi. Buon proseguimento. Pubblicità tra poco in compagnia del capogruppo della Lega Stefano Bernobic. Ben ritrovati in diretta con Sveglia Trieste in compagnia del capogruppo della Lega in Consiglio Comunale Stefano Bernobic. Buongiorno, ben ritrovati. Buongiorno a tutti. Abbiamo già una telefonata che già ci portiamo dall'ospite precedente. Buongiorno. Pronto? Oggi con alcuni telespettatori abbiamo poca fortuna. Abbiamo parlato con la consigliera Ricchetti tanto della delibera su Roiano, che dovrebbe approdare nei primi di febbraio in Consiglio Comunale, quanto poi del discorso turistico, perché c'era con noi in collegamento il presidente della Federalberghi Maurizio Giudici, intervistato da Gianluca Paladin. Eravamo sul canale di Ponte Rosso parlando di una gestione che deve essere corale del turismo, trasporti, ente pubblico, associazione di categoria, in modo tale che ognuno contribuisca, comunicando tra le parti, a una crescita sostenibile e non caotica. Certo. Talvolta, lo vediamo soprattutto con l'arrivo delle navi, le rive vanno un po' in tilt. Sì, ricordiamo che questo turismo è una cosa abbastanza, diciamo, recente per questa città. L'abbiamo visto grazie all'arrivo delle navi da crociera, ma poi adesso fortunatamente questo turismo arriva anche senza le navi da crociera. Abbiamo un grosso turismo scolastico che è sicuramente cresciuto rispetto agli altri anni. C'è un turismo adesso che, diciamo, perdura per quasi tutto l'anno. Ci sono ancora dei periodi, ma sicuramente gli albergatori sono più a conoscenza di questi, ma sono certo di questo, lo so. C'è comunque una collaborazione continua con l'assessore al turismo, con Promo Turismo, perché
la tassa di soggiorno che rimane qui nella nostra città viene condivisa infatti tra questi soggetti su come poterla spendere. La tassa di soggiorno, ricordiamo, siamo sui 2,5 milioni di euro, adesso è stata aumentata da quest'anno lievemente, perché ricordo certe città hanno anche alberghi a 4 stelle con 7 euro al giorno di tassa di soggiorno, qui siamo a quasi la metà. Comunque abbiamo un introito di questa cifra che viene speso per sia eventi che ricordiamo il Capodanno, ricordiamo i concerti, ricordiamo il Trieste Estate, possono anche essere spesi per interventi strutturali. Non so, io cito ad esempio San Giusto, c'è da fare anche degli interventi, o anche il Museo Revoltella, vengono fatti degli interventi, possono essere utilizzati anche questi fondi che chiaramente contribuiscono alla parte turistica a migliorarla, quindi sono importanti, ma ripeto, vengono gestiti comunque di concerto tra l'assessore al turismo, tra la Federalberghi, tra la Promoturismo, che viene comunque incaricata di fare anche la promozione della nostra città, quindi anche un ruolo istituzionale importante. Quindi c'è questa strategia che viene condivisa. Ho sentito prima 5 anni, sì, diciamo che la consigliatura dura 5 anni, adesso siamo all'ultimo anno di consigliatura, però abbiamo visto che rispetto all'inizio ci sono anche dei cambiamenti, ci sono dei cambiamenti che comunque in corso d'opera avvengono, quindi si possono pianificare chiaramente dei percorsi che poi dopo vanno comunque aggiustati e vanno anche rivisti in base a quello che accade, perché abbiamo visto, insomma, negli ultimi anni può succedere di tutto, nel meglio e nel peggio. Faccio una domanda un po' aperta: cosa secondo lei di cosa avrebbe bisogno la città per poterla anche caratterizzare da un punto di vista turistico? C'è molto di museale in questa città, c'è molto di storico grazie al fatto della Tergeste antica, e c'è anche di diciamo ambientalistico nel momento in cui hai il mare, il Carso, e ti puoi spostare anche nel raggio della regione in poco tempo per raggiungere la montagna, il Collio e altri punti di interesse, anche Aquileia, insomma hai cosa vedere. Se dovesse scegliere un qualcosa per cui poter dire Trieste è riconosciuta come la città turistica per, e dopo c'è la domanda, ma cioè, diciamo X, cosa potrebbe essere X? Secondo me X è cultura, ma cultura in che senso? Cultura enogastronomica, cultura storica, cultura sotto vari aspetti, quella museale, cioè quindi la cultura che è anche musicale, cioè nel senso che Trieste ha ospitato vari eventi importanti dal punto di vista musicale, ma lo sport non sottovalutiamolo. Adesso avremo anche la finale di pallavolo maschile che arriva a Trieste dopo quella femminile, quindi è una città comunque che attira sicuramente sotto vari ambiti. Quindi io come primo ambito direi quello culturale, però abbiamo anche le convention, ci sono qui delle convention in Porto Vecchio veramente che richiamano sotto vari aspetti, sotto varie tematiche, operatori da tutto il mondo per queste convention che vengono fatte in periodi magari quelli più facili da gestire, perché ad esempio abbiamo il periodo della Barcolana che lì non serve e non si riesce nemmeno a fare una convention, però ci sono altri periodi in cui appunto vengono organizzate queste situazioni. Poi abbiamo anche la Fiera del Caffè che porta a Trieste da tutta Italia tanti operatori, quella dell'olio, cioè olio capitale, quindi abbiamo degli eventi, perché ormai le fiere campionarie non vanno più, cioè, ci ricordiamo, penso un po' tutti, la fiera di Montebello, si andava e c'era un po' di tutto. Adesso queste fiere non funzionano più, sono cambiate negli anni, ci sono queste fiere monotematiche ma di qualità, quindi si fanno dei temi, si scelgono dei temi. Trieste sul caffè, sull'olio ha dei ruoli importanti e quindi si è fatta un po' promotori di questi eventi che richiamano. Anche io ho il piacere sono stato a visitarle, ho parlato con gli operatori, loro ogni anno sono felicissimi di venire a Trieste perché è anche una bella città poi da visitare.
E questo poi aiuta anche la parte turistica, perché uno che la vede magari in queste fiere, dopo ci torna con la famiglia, ne parla con gli amici, la consiglia, e questo sicuramente accade, e questo lo posso un po' confermare parlando con gli operatori. Abbiamo una telefonata, buongiorno. Buongiorno, chiedo scusa, io cercavo di parlare con la vostra ospite la vostra ospite di prima, ma la linea era sempre occupata. Mi permetto di dire due cose. Prego. La scelta su quella dell'asilo, tanto anche il vostro ospite di adesso potrà intervenire e dire la sua, perché è sempre una persona competente. Ecco, io penso che il nostro chi decide qui da noi si è comportato in linea con il governo, perché non ha fatto altro che potenziare il privato. È quello che si sta facendo anche nella scuola. Guarda che la scuola è il più grande investimento che ci sia, perché i ragazzi che vanno a scuola oggi sono quelli che ci governeranno domani, per cui nella scuola bisogna investire e la scuola non può essere inattivo, come anche l'ospedale non può essere inattivo, perché curare la gente costa e istruire la gente costa. Se poi li lasciamo come capre allo sbando, i ragazzi, è ovvio che non costa niente. Invece qui si cerca di dare tutto in mano ai privati. Catinara non cammina, e vabbè, ci sono le cliniche private, le scuole non funzionano, ci sono le scuole private, le case di riposo per gli anziani comunali non ci sono private. Stiamo sempre privatizzando di più, perché come dice un antico detto, le vie del privato sono infinite, no? Ecco. E mi sembra che noi ci stiamo dando tanto su questo, ecco. Per cui non so come andrà a finire, perché io penso che bisogna farsi carico di certe spese e non spendere soldi in lucette, in cabine che viaggiano per niente e roba di questo genere. E quando parla di turismo a Trieste, io so che c'è il San Turista, ma pensiamo bene dove vanno i turisti. I turisti girano in quel triangolo che va dalla stazione alla pescheria a Piazza Goldoni. Ecco, là io non ho visto turisti in giro di là. Fuori da questo triangolo non li vedo, rarissimi vanno a vedere Muggia, vanno a vedere Castello di Miramare, per carità, perché è l'unico, e adesso non mi dica abbiamo musica a Trieste, abbiamo questo. Avevamo una sala Tripkovic con un audio meraviglioso e l'abbiamo buttato giù per non far niente. Avevamo una piscina, l'abbiamo buttata giù per non far niente. Qua, sola. Ecco, sì, no, non niente, abbiamo fatto parcheggi, per carità, questo è importantissimo, no? Ecco, per cui io cercherei di cercare di portare avanti questa città con uno sguardo un pochino più lungimirante e un interesse verso tutti, non verso solo i privati che investono di più. Il vostro direttore della società degli alberghi, là che c'era, ha parlato benissimo, ed credo che ha parlato benissimo. Con tutto quello che gli lasciano fare a Trieste, manca solo, vabbè, lasciamo perdere. Ti ringrazio. Grazie. Allora, la telefonata è stata molto aperta, ha toccato diversi punti, la risposta dopo la pubblicità, così avremo modo con calma di poter sentire l'opinione di Bernobic. A tra poco. Torniamo in diretta con Sveglia Trieste, in compagnia del capogruppo della Lega in Consiglio Comunale Stefano Bernobic. La telefonata del telespettatore poco fa ha puntato su diversi punti, dal turismo alla scuola, passando per Sala Tripkovic e Cabinovia. Prego Bernobic. Allora, cominciamo con la scuola, che è un argomento importante, un argomento che un po' ci vede tutti protagonisti, soprattutto chi siamo genitori. Insomma, abbiamo utilizzato le strutture scolastiche del Comune di Trieste, che sono le strutture che funzionano bene, soprattutto sugli asili abbiamo una percentuale, questo forse non si sa, nonostante c'è una lista d'attesa che esiste, siamo tra le prime 5 realtà nazionali per quanto riguarda i servizi a disposizione come asilo in Italia. Cosa si è voluto fare? Si è voluto incrementare addirittura il servizio di asili nido con degli asili nuovi, nonostante una natalità che sappiamo non essere particolarmente vivace, però si è voluto comunque fare per offrire dei servizi. Per quanto riguarda le strutture attualmente esistenti, questa giunta, ma questa maggioranza in questa consigliatura
ha detto e anche scritto che non ci saranno privatizzazioni degli asili attualmente esistenti. Questo l'abbiamo garantito ai sindacati, l'abbiamo garantito a tutti quanti, in maniera tale che non ci sia nessun dubbio e nessuna magari perplessità. Per quanto riguarda nuovi asili, cioè nuove spese, perché ricordiamoci che costruire un asilo, diciamo, non è difficile, c'è il PNRR, c'è la regione, ci sono dei fondi, dei contributi importanti. Il problema, oppure la cosa un po' più complicata, è la gestione. La gestione è un altro capitolo del bilancio del Comune di Trieste che vede utenze, spese personale, spese di pulizia, spese della mensa, che chiaramente devono venire affrontate, quindi bisogna mettere in conto queste situazioni. Queste spese di spesa corrente sono coperte quasi tutte da tasse e tributi dai cittadini, quindi non c'è il PNRR per la gestione dell'asilo. E quindi cosa si è pensato di fare? Si è pensato, come in tutta Italia, ripeto, non siamo nei primi e non saremo nemmeno gli ultimi, a come fare una gestione che non gravi in maniera importante sul bilancio del Comune. Quindi prima si è pensato alla concessione, che è una situazione che per il Comune è quella meno pesante dal punto di vista del finanziario. Questa situazione è stata particolarmente contestata. L'obiettivo del Comune chiaramente è quello di aprire questo asilo e dare 66 nuovi posti a 66 bambini. Quella concessione c'erano 33 posti dall'elenco pubblico, 33 venivano gestiti dal concessionario, comunque 66 bambini erano previsti. Si è voluto fare un passo indietro, perché appunto l'apertura è fondamentale, quindi l'appalto che io ricordo qui con il consigliere della Terza, a Ring mi aveva detto no, noi saremmo favorevoli all'appalto, quindi io ho detto vabbè, insomma, è una cosa che va studiata. C'è un costo maggiore, 500.000 euro comunque in più per il Comune di Trieste, i 66 posti vengono presi tutti dalla graduatoria del Comune di Trieste. Questa è la situazione, e la gestione, anche quella dell'asilo, viene comunque mantenuta in capo al Comune di Trieste. Quindi questa sembrava la situazione, e sembra assolutamente, almeno una situazione che possa andare d'accordo. Nella maggioranza sicuramente ha reso tutti più concordi, in una tempistica che sono 2 anni più 2 anni, quindi i primi 2 anni si parte in questo modo, tra 2 anni chi sarà presente vedrà come è andata questa gestione e potrà rinnovare per altri 2 anni a chi vincerà comunque o sarà presente nell'appalto. Quindi questa è un po' la differenza, però ricordiamoci che il costo per il Comune di Trieste sarà di almeno 500.000 euro in più. Gli incassi chiaramente quelli sono sempre meno, perché l'ISE fa anche quello un po' la parte dell'incertezza sull'incasso per il Comune, perché arrivano magari tante persone con un ISE basso e quindi la loro tariffa è quella. E quindi la tariffa si abbassa e quindi il costo per il Comune aumenta. Anche ricordiamoci questo, che ci sono tante anche magari nuove presenze qui a Trieste che hanno un ISE basso e in questo caso avranno la priorità a ricevere questi posti. Magari i 33 posti della concessione potevano venire riservati a qualcuno che comunque ha la necessità di avere un posto, però magari anche un lavoro e magari un ISE più alto. Questa era una situazione un po' che possiamo anche un po' condividere. Ma vabbè, l'appalto è stato deciso e secondo me comunque, scusatemi che qua... E purtroppo insomma adesso ci troviamo a scontrare, perché ho sentito che anche l'opposizione anche su questo dell'appalto non ho capito bene se non è, allora se non sono tutti d'accordo come mi era stato prospettato da loro stessi ai tempi della discussione sulla concessione. Che poi voi vedremo come sarà la discussione in Consiglio Comunale. La interrompo un attimo perché vedo pronto Gianluca Paladin in compagnia del rabbino capo di Trieste Alexandre Meloni, perché oggi c'è la posa di alcune pietre d'inciampo. Gianluca, buongiorno di nuovo a te.
Sì, buongiorno, grazie della linea Bernardo, buongiorno anche al rabbino di Trieste Alexander Meloni, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Oggi è una giornata importante, la posa di 20 ulteriori pietre d'inciampo qui a Trieste, si parte da via delle Beccherie ma poi si va in altri punti della città, tra cui via Roma, piazza Venezia e anche ovviamente via Cavana 13. Sono momenti per ricordare la storia. Sono un momento per ricordare la storia e soprattutto ricordare le persone che si è tentato di cancellare, di cui si è tentato di cancellare non solo fisicamente ma anche di cancellare la loro memoria, la loro esistenza. Dunque queste pietre di inciampo hanno questa importanza di ridare nomi a queste persone che sono entrate nell'anonimato e che sono state dimenticate. Quindi è particolarmente importante questo giorno e ancora di più nella situazione generale che si sta delineando in Europa. Quindi questi pietre d'inciampo devono far riflettere a quanto può essere grave lasciarsi trascinare da pensieri antisemiti che vanno a portare a considerare delle persone come colpevoli di tutto, e la conseguenza ultima è giustamente quello che è successo con la Shoah. Quindi più che mai oggi bisogna fare questo tipo di giornate e ricordare questi nomi. Lei ha avuto anche recentemente un incontro con il vescovo Enrico Trevisi, avete parlato del dialogo interreligioso, dell'importanza di fare anche sistema, se vogliamo, in questo senso, in una città come Trieste che comunque si contraddistingue per essere una città con una grande comunità ebraica da sempre. Sì, la comunità ebraica di Trieste è sempre stata molto presente e molto radicata nella città e fa parte della storia della città. Senza la sua comunità ebraica Trieste non sarebbe la stessa. L'incontro con il Monsignor Trevisi è un incontro istituzionale quello che abbiamo avuto, ma abbiamo tanti incontri e dialogo, giustamente perché è importante di mantenere questo legame e discutere, potersi dirci sinceramente quali sono le preoccupazioni che ognuno può avere. In modo particolare è importante il ruolo del Vescovo di Trieste in questa questione dell'antisemitismo, perché mi piace ribadire, non è così che si deve dire, ma devo ribadire che la questione antisemita, il problema antisemita non è un problema ebraico, è un problema non ebraico, è antisemita chi non è ebreo, e quindi ha più impatto la parola del vescovo che la parola del rabbino a questo punto. Quindi il nostro legame, il nostro dialogo è fondamentale per poter combattere assieme questo male che disfa la società, perché alla fin fine quello che può succedere, e Dio non voglia che questo succeda, è che gli ebrei se ne vanno. A questo punto c'è un impoverimento completo della società e della storia triestina. Un'ultimissima considerazione, adesso lasceremo spazio giustamente alla cerimonia, fra pochissimo il giorno della memoria, si ragiona sempre ogni anno riuscire a far percepire soprattutto ai giovani e non solo alle istituzioni che ovviamente giustamente sono sempre presenti l'importanza di ricordare avvenimenti storici che non vanno dimenticati. Da questo punto di vista a che punto siamo secondo lei? Se dovessimo fare un bilancio della giornata della memoria, devo dire la verità, sono abbastanza pessimista, perché a questo punto la giornata della memoria non ha raggiunto il suo scopo. Lo scopo della giornata della memoria era di permettere di portare una riflessione e una sensibilità su quello che è avvenuto. E purtroppo vedo che soprattutto dopo il 7 ottobre questo si rivela essere un fallimento, soprattutto per il fatto che non si è capito la specificità di quello che era la Shoah. Non che la Shoah sia di più o peggio degli altri, ogni genocidio, soprattutto il genocidio armeno, non è di meno.
e di meno per i numeri, ma non di meno per la violenza. Tuttavia quella della Shoah è più marcata perché lo scopo è proprio la cancellazione radicale dell'esistenza di un popolo, che era il popolo ebraico. Ora questa riflessione non avviene e anzi si creano adesso dei paragoni che non hanno luogo di essere, e questo mi preoccupa particolarmente perché si usa questa giornata per ridare la colpa o la responsabilità al mondo ebraico, quasi a dire, anche se la Shoah è avvenuta, che c'era un motivo. E quindi bisognerebbe forse riflettere di nuovo su questa giornata e invertire forse il ciclo, fare della giornata della memoria l'ultimo giorno di tutto un percorso che si è fatto durante l'anno e non il primo di un percorso che si dovrebbe fare durante l'anno. Questo forse sarebbe l'elemento sul quale riflettere. Rabino Meloni, grazie per aver condiviso le sue riflessioni con noi, adesso spazio ovviamente alla cerimonia. Grazie. Buongiorno. Grazie anche a te Bernardo per la linea, che ti ricevo immediatamente. Adesso lasceremo ovviamente spazio, faremo le immagini della posa delle pietre d'inciampo. A voi in studio. Allora, grazie a Gianluca Paladin, mi corre l'obbligo di andare in pubblicità, torneremo tra poco, telefonate, mail e le considerazioni anche del nostro ospite Stefano Bernovic. A tra poco. Bene, torniamo in diretta, 9:34 minuti, mercoledì 21 gennaio con Stefano Bernovic, capogruppo della Lega in Consiglio Comunale. Spazio alle telefonate, buongiorno. Sì, buongiorno, sono Gabriela di Largo Barriera. Prego. Faccio un seguito a un intervento che è stato fatto per la prima parte del programma. Sì. È il fatto degli edifici abbandonati, no? Sì. Io sarò che ho 60 anni, ho avuto la mancanza di mia madre con una demenza senile e ho sofferto, non qua, no? Perché mia madre era all'estero, non l'avevo portato qua in Italia io, e mia mamma era all'estero, quindi ho sofferto la mancanza dei posti e penso che anche qua succede lo stesso, sono tanti persone anziane e le case di riposo sono quelle che sono. E nel 2007 la giunta di piazza di quel momento ha chiuso una casa di riposo in Borgo San Nazario e dal 2007 che è abbandonata. È stata l'asta trattando di venderla, non è stato riuscito, mi pare, non so se ci ha fatto o meno, però il fatto questo, la manutenzione, la mancanza di vedere che è una città di anziani e non essere riusciti in 20 anni di riammetterla in moto quella casa di riposo mi sembra una grande mancanza per la società. E il fatto degli asili, le case di riposo sono beni principali per la città, no? E questo è un tema che io li lancio a voi, alla gente che ascolta. Certo. 20 anni di piazza che quella casa di riposo sia un rudere oggi. Grazie. Grazie, quindi beni immobiliari in disuso. No, beni immobiliari è diciamo un po' anche il mio settore lavorativo. No, non faccio l'agente immobiliare, ma mi occupo degli immobili degli enti pubblici. Allora diciamo che è fondamentale avere una ricognizione dei beni. Quando i beni non servono, io sono dell'idea che vanno assolutamente ceduti. Non si parla chiaramente di regalie, non si parla come una volta si diceva il comune vende, allora i prezzi saranno abbordabili. No, le cose vanno fatte a regola d'arte, va fatto un bel censimento, ma questo viene fatto, so che quest'anno è previsto. Sono previsti diversi bandi per diversi immobili comunali che il Comune ha ritenuto non essere più strategici per l'attività del Comune di Trieste, perché il Comune, come la Regione, ha dei beni istituzionali e sono quelli i palazzi che noi conosciamo. Poi altri immobili
che arrivano anche per varie situazioni, sono palazzi appunto per appartamenti, però anche immobili che alla fine magari smettono di avere una valenza di utilità per il comune e diventano un peso, perché come ha detto la signora giustamente, se si lasciano lì dopo hanno un deprezzamento anche di valore, proprio perché rimangono non utilizzati e comunque con il tempo la struttura ne risente. Quindi andrebbe fatta magari maggiormente questi interventi nella dismissione delle cose, perché se invece l'idea della signora è ma il comune dovrebbe riaprire, non so, una casa di riposo comunale, torniamo come gli asili, bene, si mette a posto, si chiede un finanziamento, ma poi chi la gestisce? Cioè bisogna assumere persone, avere la corrente. Che tariffe si vanno messe? Tariffe basse, ma chi allora copre i costi? Cioè, allora, anche questo, no? Quando qualcuno dice, ho sentito prima, tutti gli immobili sulla Villa Cincosta vanno ristrutturati, le scuole vanno ristrutturate, le palestre vanno ristrutturate. È vero, però c'è un bilancio, cioè, ricordiamoci, perché a me fa un po' paura quando sento l'opposizione parli di ogni argomento e bisogna risistemare, ma quello c'è, bisogna fare nuovi giardini, nuovi impianti, nuove cose, ma bisogna farlo con testa, cioè non si può pensare di fare qualcosa e dopo chi lo gestisce, come viene mantenuto, serve effettivamente o è solo propaganda? Io credo che a Trieste abbiamo, per quanto riguarda gli impianti sportivi, abbiamo una vastità di impiantistica, infatti nelle classifiche per quanto riguarda il tempo libero, lo sport, la nostra città è, diciamo, nelle prime posizioni, perché possiamo dire che qualsiasi sport tu voglia fare qui a Trieste lo puoi fare. Chiaramente, insomma, magari ti devi spostare mezz'ora di macchina, che per noi molto spesso è tanto, forse siamo un po' pigri, no? Vogliamo un po' tutte le cose vicine, però ricordiamoci anche nei giardini, i giardini sono veramente tanti, io forse conosco e frequento più quelli della periferia, ma ogni rione ha il suo giardino, ha il suo campo da calcio, ha la palestra. La manutenzione questa sì deve venire prevista, però come in questo caso, adesso salto sulle scuole, abbiamo degli edifici veramente importanti che vengono mantenuti grazie al PNRR in questo momento, bisogna trovare una situazione alternativa per i bambini, non si possono lasciare i bambini durante i lavori. Dobbiamo ringraziare che gli uffici sono riusciti a gestire questi fondi PNRR, però bisogna realizzare qualcosa di tampone. C'è un'unica scuola contenitore storica che era l'ex Timeus di San Giacomo, che è utilizzata, però abbiamo altre due scuole che vengono totalmente rifatte e quindi si è dovuto trovare una cosa alternativa. Una è quella del Molo Quarto e l'altra è questa della Villa Cincosta, che si è cercato anche un luogo abbastanza vicino a dove abitano, cioè, diciamo da dove era la scuola che subisce i lavori, quindi si è cercato anche di pensare. Le scelte vanno fatte, quindi questo sì, il comune deve scegliere. Però ecco, se uno comincia a dire lì non l'avrei fatto, lì non va bene, lì non c'è il giardino, allora veramente mi fa un po' paura che con qualcuno al governo della città qui non si muove nulla, perché qua bisogna scegliere e le cose vanno fatte, non si può dire che lì i container davanti alla Villa Cincosta è un peccato metterli. Diciamo che è stato studiato la location e quella è stata ritenuta quella più efficace. Controproposte non ne abbiamo sentite. La Richetti lamentava il fatto che mancava l'ascensore. Manca l'ascensore, allora persone disabili, allora chiaramente se avranno parlato chiaramente con la dirigente della scuola che ha subito i lavori, avranno capito anche quanti bambini avranno questa necessità e saranno stati posizionate le classi a piano terreno. Cioè non credo che adesso la persona con disabilità sarà stata posizionata al piano superiore e
diciamo, non c'è stato il colloquio con la dirigente scolastica, cioè, anche questo non pensiamo che le cose vengono fatte totalmente a caso, diciamo che ci sono stati dei colloqui, avranno chiesto quanti bambini ci sono, quante sezioni ci sono, quanti bambini disabili ci sono, e dopo la cosa è stata fatta. Non pensiamo sempre che viene fatto tutto a caso, cioè ci sono degli uffici, ripeto, non è nemmeno il politico che devo premiare, dico agli uffici del Comune di Trieste, fanno anche le cose in maniera un po' ragionata, non pensiamo che gli uffici del Comune lavorano a caso, e in questo caso mi sento di difenderli. Altra telefonata, buongiorno. Buongiorno, sono Franco Lega Maldino. Prego. Buongiorno signori triestini e friulani. Allora, dice bene l'ospite, no? Però avete 100 giovani non accompagnati a 130 euro al giorno, fanno dei bei soldi che se fossero fermati sulla frontiera non sarebbero qui e avreste quei soldi per fare qualcosa in più. Ci sono tante persone per reddito di cittadinanza che non fanno mai niente. Si spulcia queste persone e si obbligano a fare un lavoro per l'asilo, altrimenti si leva il diritto di cittadinanza. Allora, ma ci muoviamo? Vi muovete o no? E poi un'altra cosa, sono contentissimo che è arrivato il metal detector, però Trieste ha perso un anno, e da un anno che io pretendo che venga messo il metal detector. Avreste ritirato intanto circa 1000 coltelli, avreste messo in sicurezza tutti i cittadini. Insomma, una serie di cose, quel metal detector lì, che non sarà sarà una panacea, ma non risolverà tutti i problemi, però più tanti problemi li risolverebbe. Grazie a lei. Con il discorso sicurezza e immigrazione. Sì, questo dei metal detector, io mi trovo favorevole nelle scuole che lo richiederanno, nel senso che magari ci sono certe realtà che non hanno ancora questa problematica. Chiaramente è una cosa complessa, perché anche questo è banale dire sì, mettiamo un metal detector, poi chi controlla, chi può perquisire, chi potrà fare le cose, insomma anche lì è tutta una serie di procedure che dovranno essere previste, però già l'idea che si voglia fare, perché quando anche questo problema del coltello nelle scuole, diciamo che anche questo è abbastanza recente, chiaramente c'è sempre stato qualcuno, magari il bullo, che magari poteva averlo anche alla mia epoca. Però adesso, diciamo, mi viene raccontato anche da genitori che purtroppo questa prassi di portarsi dietro il coltello, ma abbiamo visto oggi in un articolo sul quotidiano quel ragazzo, diciamo 24enne ucraino, che è andato in tribunale con un coltello, no, da quello che 24 centimetri, quel coltello era così, è stato ritrovato in possesso, e lui si è trovato spaesato perché non capiva il problema di avere questo coltello con sé. Cioè, e questa è un po' la problematica, perché ci sono culture che non è appunto quella triestina, ma è quella in questo caso ucraina, ma ce ne sono anche altre, che l'uso e avere con sé un coltello è normale. E questo è un po' preoccupante, è preoccupante che questa cosa avvenga anche nelle strutture scolastiche, dove noi pensiamo che i nostri figli sono sicuri, sono tutelati, e sono, perché chiaramente per strada è già più difficile, anche se sui metal detector alla polizia locale, quelli tipo aeroporto, magari se c'è la necessità anche a tutela delle forze dell'ordine, un attimino magari ci potrebbe essere. Però ecco, nelle strutture scolastiche dove ci sono questi ambienti, dove i nostri figli dovrebbero essere tranquilli e non avere queste problematiche, come abbiamo sentito alla Spezia del ragazzo che purtroppo con premeditazione è andato a scuola con quest'arma, purtroppo queste cose non dovrebbero accadere.
c'è questa necessità, va affrontata sicuramente in qualche modo. Mi permette una considerazione amara, non per niente politica, certo. non travisate. Mi ricordo quando andavo a scuola io, ma alle medie, che guardavo ogni tanto i telegiornali e vedevo le scuole americane e statunitensi che avevano tutte il metal detector, perché lì c'era una questione di arma da fuoco. E mi pensavo, meno male che in Italia non succede. Oggi sapere che gioco forza, purtroppo, verranno introdotti dei metal detector, mi fa pensare a quando ritenevo che fossimo in una situazione fortunata e oggi non lo siamo più. Ripeto, non è una considerazione politica. No, ma diciamo è una questione di vita, ma come ho detto anch'io mi ricordo da ragazzo, insomma, si vedeva magari il bullo della scuola che era quello che si comportava in un certo modo, mentre adesso c'è forse... sono in meno quelli che sono più tranquilli, bravi, che poi magari subiscono il furto del giubbotto, il furto delle scarpe, il furto di quant'altro, perché a me non è mai venuto in mente sinceramente di andare a prendere il giubbotto di un'altra persona, cioè questo proprio va fuori dalla, credo, nostra mentalità e modo di essere, però adesso ci troviamo a scontrarci con queste situazioni, chiamiamoli maranza, chiamiamoli ragazzi con altri modi di fare, nel loro paese oppure nel modo di fare della famiglia. C'è questo modo di fare, questa arroganza, questa prepotenza che avviene non solo con, come una volta tiravano sulle maniche e ti facevano vedere i muscoli, adesso invece tirano fuori un coltello. E sai, uno che non sa usare quest'arma, cioè veramente può fare del male in maniera grave con nulla. Cioè, questo è preoccupante, perché se fosse una persona che è in grado di usare anche un coltello o anche sa dove, non dico colpire, ma qui veramente sono dei ragazzini che fanno i bulli e veramente pensano che magari con un gesto così solo gli fai paura, però se invece raggiungi dei punti importanti sappiamo che purtroppo c'è poco da fare. Poco da fare, è vero. Abbiamo un'altra telefonata, buongiorno. Buongiorno Maurizio, una domanda tecnica. Sì. L'altro giorno sono stato al supermercato con mia moglie, abbiamo acquistato un coltello che taglia benissimo la carne ed è colorato perché è in ceramica. La mia domanda tecnica è questa: il metal detector riconosce la ceramica? Credo di no, grazie, temo di no, credo di no. Adesso non saprei dare una risposta se metal detector, se non metal, credo che riguardino i prodotti di metallo. Chiaramente sarebbe tutto un corrersi dietro, questo è vero, insomma, però adesso se i coltelli di ceramica che sono molto utili in cucina, quello sì, solitamente i ragazzi usano quelli a serramanico piccoli che magari di questo materiale ancora non ci sono, anche se forse si trova un po' di tutto anche in internet, questa è un po' la problematica. Ripeto, noi nostra è una città che arriva sempre dopo. Io dico nel bene e nel male, perché quando leggiamo che già altre città subiscono violenze, subiscono delle situazioni e qui diciamo siamo un'isola felice, un po' dopo, anni dopo, anche qui arrivano certe situazioni, come ha detto prima giustamente Gullotta, all'epoca non si pensava nemmeno proprio lontanamente a quello. Adesso lo leggiamo in città, in altre città che proprio ci sono dei fatti molto gravi, qui da noi c'è già questo inizio di presenza con il coltello, ma prima che le cose scappino di mano sicuramente bisogna intervenire in qualche modo. Io sono sempre dispiaciuto a parlare di questo perché comunque non è bello avere un metal detector che ti controlla una scuola, ma avviene anche in aeroporto, avvengono in altre situazioni, quindi se lì c'è questa problematica bisogna intervenire. Altra telefonata, buongiorno. Buongiorno. Prego. Sono Livio. Sì. Volevo fare una segnalazione per i colombi del pronto soccorso di via Gatteri. In via Gatteri, mi abito di fronte, ogni giorno. Buongiorno. Sì, Colombi di via Gatteri. Sì, allora posso parlare. Prego. Sì, perché mi sento per televisione. Allora, questi colombi che ogni giorno una signora verso l'una la viene portare che deve mangiare.
E adesso in questo momento sarà 10 colombi, ma dopo più tardi che ne viene 200 pieni. E non sono solo i colombi, è anche i corvi. Va bene. Che dei fuori da lì, sporca dappertutto. E questa signora che l'ho vista, e non posso dirgli niente perché la che porta da mangiare è una roba impressionante. Dopo che i corvi che fa baruffa, questi colombi, certo. E dopo già alla fine, alla sera di notte, anche per le signore pantigane. Ecco, mi mancava. Più pantigane. È una roba impressionante, è quello sporco per terra sui marciapiedi, che è difficile anche camminare con la guida dei bastoni, il brissa perché è sporco tanto. Sarebbe da fare un'osservazione perché dire qualcosa. Ma verso l'ingresso dove ci sono le ambulanze o sul marciapiede? Sì, tutto il giardinetto per davanti, è tutto occupato dai colombi, ma adesso che ne sarà un 20, ma dopo verso la 1:30 ne sarà un 200 e i corvi si pieni di d'argento. No, ma interessante, grazie per la segnalazione. Grazie Livio, grazie della segnalazione, magari faremo un passaggio una mattina per vedere questa situazione. No, magari ne parleremo, se magari appunto far passare in quel periodo, perché in effetti queste sono le cose un po' che creano disagio, no? Perché uno si lamenta, ci sono i colombi, ci sono i topi, e tante volte vediamo però le borse delle immondizie lasciate per terra fuori. E quella è un po' la base, un po' di tutto, no? Perché come mi raccontavano anche degli uffici del comune, io posso mettere tutte le trappole che vuoi, ma i topi non è che sono proprio stupidi così, no? Loro vanno a mangiarsi le cose che vengono lasciate nelle immondizie, non vanno a prendersi le esche. E quindi però se siamo anche noi stessi un po' a fare sta cosa e dopo ci si lamenta della presenza, è un po' grave. Quindi la signora dà da mangiare, dopo rimane qualcosa chiaramente, e arriveranno anche i topi, arrivano i corvi, i gabbiani che sono cattivi anche quelli. E quindi indipendentemente, qui davanti al pronto soccorso peggio, ma in qualsiasi luogo, ho visto anche nei giardini, io ho detto alla persona che ho visto, scusi ma per favore non stia da mangiare in sto giardino che ci arriva tutte queste bestie, ma dopo sai, suoi bambini, no, non si può, cioè, evitiamo di fare queste cose. Una mail dice: vorrei chiedere senza polemica al vostro ospite, non pensa che sia un controsenso per il comune spendere 1.200.000 euro per le lucette che probabilmente si rifaranno il prossimo Natale e risparmiare sulle maestre catalogate in parte con diritti diversi? Grazie. Allora, anche su questo, lucette, c'è stata anche questa polemica sul costo, sul valore delle lucette che sono state messe. Poi guardi un attimino le richieste, perché sono state ampliate, no, le zone dove sono state posizionate le luci, e ci sono tante richieste delle circoscrizioni, anche quelle governate dall'opposizione, che continuano a fare richieste per nuove lucette. Allora, infatti la domanda che è stata fatta anche in commissione, bene, meno lucette, meno costi, ok, dove le tagliamo? Cioè, diteci quanto voi vorreste spendere e dove non le mettiamo. Perché anche lì vai a scontentare qualcuno, cioè noi si cerca di fare in maniera tale che il Natale, a parte per i turisti, che vabbè, i turisti magari vengono sapendo che c'è qualcosa da vedere, qualcosa di bello, mercatini, ma anche le luci, piste di ghiaccio, e anche per il nostro, e per noi, poi per i residenti, per poter avere, e si cerca anche di andare a toccare varie zone della città, da Basovizza a Prosecco, ai vari rioni, no? Quindi si cerca di dare anche questo come momento di servizio. E anche questo, andare a paragonarlo per quanto riguarda i piani assunzionali, cioè nel senso dire mettiamo i soldi per le assunzioni, quello non è solamente la questione economica, ma anche la questione numerica dei piani assunzionali che possono venire fatti in base a dei coefficienti che ci sono tra la spesa corrente e il numero dei dipendenti. Ma c'è una carenza di personale in questo momento anche molto forte negli uffici della ragioneria, negli uffici dei lavori pubblici, perché ci viene detto dall'opposizione sempre, perché noi abbiamo una serie di interventi finanziati già con fondi certi, ma magari non partono, e ci dicono ma non partono mai i lavori. Come dire, gli uffici del Comune di Trieste, veramente abbiamo un elenco di opere in corso d'opera che difficilmente riescono a gestire nuovi interventi, quindi serve anche lì nuovo personale, quindi va capito e va deciso dove poter
dare nuovo personale, oppure si esternalizza la parte degli appalti del Comune di Trieste per quanto riguarda i lavori pubblici. Un esempio, io sono contrario, assolutamente, però in qualche modo le cose, i dipendenti va visto e va trovato dove vanno come dire, richiesti, dove va potenziata la cosa. Quindi da questo punto di vista mi trovo a dover ribadire una cosa che ho già detto, che la scuola ha oltre... È un numero veramente importante quello dei dipendenti dell'educazione che, ripeto, non va toccato assolutamente, non si pensa di ridurre quell'ambito, però il fatto di potenziarne ancora è una cosa che è un po' complicato in quanto ci sono tante realtà del Comune di Trieste che sono in sofferenza. Una mail dice: buongiorno, mi sento di dare ragione al signor Franco da Udine Nord riguardo i metal detector, speriamo inizino a metterli nelle scuole e poi nelle strade. Per i controlli nelle scuole, se suona, si seguono le regole dell'aeroporto. In strada ci sono le forze dell'ordine, per tutelare i giovani nelle scuole ed i cittadini in strada la politica deve superare l'assurdo della burocrazia. Un'altra mail dice: all'interno del manico è inserito un particolare in metallo proprio per essere intercettato dai metal detector anche quando il coltello è in ceramica. Adesso io non conosco bene il meccanismo, quindi mi fido. Salvo poi al caso approfondire quanto scrive Maurizio via mail. Noi dovremo andare in chiusura fra poco perché dobbiamo chiudere un minutino prima. Bernobic, so che avete consiglio la prossima settimana lunedì, non lo sapeva lei? Lo decidiamo oggi, capogruppo. Allora, oggi abbiamo la capogruppo. Le anticipo mi che sarà anticipo lunedì, che sarà lunedì. Vabbè, dai, faccio finta di non sapere. Evidentemente ho avuto quelle informazioni prima di lei e poi vedremo anche quali saranno gli argomenti che deciderete oggi durante la capogruppo. Che poi fra l'altro lei è capogruppo, quindi insomma, che io lo sappia prima di lei è veramente un va bene, no, diciamo l'ufficialità ci sarà a metà giornata. Sì, è una questione ufficiosa, l'ufficialità, a parte gli scherzi, arriverà oggi e poi vedremo anche gli argomenti che andrete a trattare. Grazie per essere stato con noi, una buona giornata e un buon lavoro. Buona giornata a tutti, grazie per l'invito. Ci fermiamo qui, grazie a tutti per averci seguiti, arrivederci.